Dimmi se hai paura della luna quando sei con me. Piove su queste vite sole illuminate dove proprio non si vede. Non ti fidare di me, di questo vento che scava dentro nel profondo. Non ti fidare di me, delle parole nasce nuove questo mondo. Scrivi parole nuove. Non ti fidar di me, questa canzone scritta da Lorenzo Cittadini con la sua band. Perché non ti fidar di me? Perché siamo in campagna elettorale. Indovinate chi è venuto a farvi gli auguri di buona Pasqua come ogni anno? Il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buongiorno a tutti e grazie Mirella per questo invito. Allora sindaco, non ti fidar di me, cosa sta succedendo in politica? Lei è tra i primi, in prima linea, Mario Conte, cosa sta succedendo secondo lei? Giovane, rampante, politico? Beh, sapete che insomma alla vigilia delle tornate elettorali c'è sempre un po' di confusione anche politica e quindi non è che non bisogna fidarsi, bisogna ascoltare bene e soprattutto fare le scelte più giuste in base a quelle che sono le vostre sensibilità, cari cittadini. E quindi insomma prendete sempre con le pinze tutto quello che vi viene detto, però poi non possiamo anche dimenticare che c'è tanta brava gente che si candida, che si mette a disposizione per servire il bene comune, quindi insomma cerchiamo che noi dobbiamo impegnarci perché la politica sia credibile e i cittadini devono riuscire a capire qual è il partito piuttosto che il politico che più incarna quelle che sono le proprie esigenze. Dobbiamo lavorare per essere credibili, questo è fondamentale. Molte volte la politica da questo punto di vista delude, però non tutti deludono, dai, e quindi insomma è un periodo impegnativo da un punto di vista della comunicazione politica, quindi invito i cittadini ad avere un po' di pazienza da qui a giugno. E la nebbia scomparirà anche perché sta arrivando la primavera, perciò un cielo azzurro, sì, bellissimo, questi alberi che fioriscono. Allora, e la neve in montagna. E la neve in montagna, perché al sindaco piace tanto la montagna, è uno veramente tosto. Allora, presento anche altri ospiti, abbiamo collegato da Bergamo Alessandro Invernizzi, fondatore e vicepresidente Associazione Ragazzi on the Road, che non poteva mancare, eccolo qua, lui voleva il sindaco Mario Conte. No, scusa Alessandro, te l'ho portato, dimmi che non sono stata brava, ma il merito di chi è? Buongiorno Alessandro, è di Romina. Immagino ci sia anche Romina. Romina Ceccato, eccola qua anche lei, perché se ho conosciuto questi ragazzi è merito a Romina, ragazzi che si danno molto da fare, ragazzi che si impegnano nel sociale, ma soprattutto sensibilizzare soprattutto i ragazzi e le famiglie, li vanno a trovare, cercano di dare un contributo importante. Allora, siccome i giovani mancano, specialmente nel mondo del volontariato, qua a Treviso ne abbiamo veramente pochi, io sono molto preoccupata e partirei proprio con Alessandro Invernizzi. Saluto Romina naturalmente, però vorrei capire perché voleva il sindaco di Treviso questa mattina ospite. Voglio incontrarlo, mi ha detto Mirella, avrei piacere che ci fosse anche lui. Prego Alessandro, presentatevi, chi siete, cosa fate. Buongiorno, grazie per l'invito anzitutto, ringrazio e saluto il sindaco dell'ascolto e della possibilità attraverso Romina di presentarci. Noi siamo un'associazione di Bergamo che opera da 17 anni sulla strada, da qui il nome On the Road, coinvolge giovani, ragazzi tra i 16 e i 20 anni prevalentemente, chiedendo loro sia in modo volontario piuttosto che come alternanza scuola-lavoro
di schierarsi nei panni appunto delle autorità, delle istituzioni, come potrebbe essere vivere un giorno da sindaco. Ecco perché da qui il desiderio di incontrare il sindaco dell'importante città di Treviso e proporre all'amministrazione e più in generale alla comunità un affiancamento anche a quella che è la polizia locale. Noi siamo reduci da un weekend, dal secondo weekend trascorso a Varese. Siamo stati, grazie alla prefettura, coinvolti in un progetto che ha visto anche nascere un protocollo prefettizio unico nel suo genere in Italia e che ha potuto coinvolgere 19, pensate, studenti su 11 comuni, tra cui anche un comune importante come può essere quello di Busto Arsizio. Più o meno Treviso e Busto Arsizio hanno gli stessi abitanti ed è infatti la città più popolosa di Varese. Perché li coinvolgiamo e qual è lo scopo? È quello proprio di agire sulla loro coscienza, sulla loro consapevolezza, agire insieme alle istituzioni, tanto per iniziare, come diceva giustamente il sindaco, per essere credibile, quindi per poter accorciare le distanze con loro, e poi in seconda battuta per poter mostrare loro la realtà. Qual è veramente la missione delle forze dell'ordine? Quindi siamo quell'associazione un po' famosa in Italia per poter portare i ragazzi con noi, insieme appunto alle forze dell'ordine, ai soccorritori, direttamente sugli incidenti, perché non accadano più, direttamente su un'auto medica, perché possano comprendere il valore del servizio, anche del soccorso sanitario, di chi opera. Ecco, noi crediamo che educare oggi, per educare oggi serva più che altro lo strumento della realtà. Più che qualsiasi altra raccomandazione, serva veramente far vivere loro uno schianto appunto con la realtà. Molto chiaro, Alessandro, scusami ma devo correre perché l'ora sarà veramente cortissima. Sindaco, allora prima di sentire anche mamma Romina che si sta rimboccando le maniche anche assieme a altre mamme, poi vedrete anche dai filmati, per cercare di condividere il dolore ma soprattutto di responsabilizzare. Come commenta queste parole di Alessandro Invernici, sindaco? Beh, saluto Alessandro. Tra l'altro io sono entrato in contatto con la loro associazione in occasione dell'assemblea ANCI. Forse abbiamo un amico in comune, Stefano Locatelli, che attraverso il ministro Salvini mi aveva chiesto questo contatto, e ti dico che nelle prossime ore o nei prossimi giorni verrai contattato dal comandante della polizia locale, perché il protocollo prefettizio che hai fatto a Varese, mi pare di aver capito, mi piacerebbe riproporlo qua, perché ogni azione che noi facciamo di sensibilizzazione, e poi mi piace la parola consapevolezza, perché i nostri giovani devono essere semplicemente consapevoli di quelli che sono i rischi delle azioni che compiono. Oggi parliamo di sicurezza stradale, ma dobbiamo anche parlare delle sostanze stupefacenti, dell'abuso degli alcolici, delle dipendenze anche dal digitale, e noi lavoriamo sempre per dare ai nostri giovani strumenti di consapevolezza. Poi loro sono talmente tanto intelligenti che sanno scegliere la strada giusta, però siamo pronti a sposare la collaborazione e il progetto con la vostra associazione, perché uno, ne ho sentito parlare tanto bene, due, quando voi arrivate da Mirella praticamente siete arrivati nel territorio attraverso una delle realtà più credibili in assoluto, e quindi mi piacerebbe essere un traino per il Veneto, perché poi nella doppia veste di ANCI Veneto mi piacerebbe diffondere anche agli altri sindaci del Veneto questa grande opportunità di consapevolezza per i giovani, perché a loro serve solo capire qual è la strada giusta e quella sbagliata, poi loro sapranno scegliere sicuramente quella giusta. Quindi grazie Alessandro, e ci sentiamo nelle prossime ore. Io ho già il tuo biglietto da visita. Perciò meglio di così, Alessandro. Sentiamo mamma Romina, vai Romina. Grazie sindaco. No, innanzitutto saluto il sindaco. E io posso essere la prima a dire che veramente il sindaco è una persona che non guarda il ruolo che ha, perché nei miei confronti non ha mai usato, io non l'ho mai cercato, ma solo una volta ci siamo viste e lui ha messo subito il cuore senza usare la politica. Qualsiasi cosa lui io chieda o veda una mamma che piange, specialmente parlo anche per me, lui è sempre disponibile. Sono contenta
ed confermo che Mirella è una persona delle quali veramente ci sostiene, ci dà forza e ci aiuta a portare avanti le nostre richieste, e spero di essere vicina a questo progetto perché i ragazzi hanno bisogno di consapevolezza di quello che sta accadendo sulle strade, ma anche di quel dolore che una mamma, una famiglia prova quando il figlio non torna più a casa. Sentiamo Rinaldo da Venezia, non poteva mancare Rinaldo, grazie Romina per queste parole. Ecco, vedrai che ce la faremo. Abbiamo anche il sindaco che non è un sindaco a casa, è presidente dell'ANCI, perciò un sindaco che per le nostre associazioni va molto bene, perché qui si tratta, come dice Romina, non è questione di politica, è questione di sensibilità anche. Il tema è grande, delicato e pericoloso. Posso ringraziare per le belle parole Romina. In realtà siamo noi, cioè tutti, la società deve ringraziare persone come Romina che da un grande dolore sa trasformare il grande dolore in energia positiva per gli altri, per cercare che il dolore che ha vissuto lei poi non lo vivano gli altri. Quindi credo che questa caratteristica fa di lei una grande donna, e devo dire che tutte quelle associazioni che nascono appunto da dei momenti tragici della propria vita, che non verranno mai cancellati, questa è la verità, nemmeno il tempo cancellerà quel dolore. Però abbiamo bisogno di questa sensibilità e questo amore, perché quello che mette in campo Romina è amore nei confronti dei giovani, nei confronti del prossimo, e quindi io la ringrazio e confermo la mia disponibilità a fare un percorso al loro fianco, insieme a tutte quelle associazioni che si impegnano per migliorare la qualità della vita. Sindaco, lo dico altro, siamo 30 Almeno associazioni che si abbracciano in un'unica associazione. Grazie Romina. Non c'è diciamo un movimento, sono associazioni che si sono messe assieme. Andiamo a sentire Rinaldo. Rinaldo, veloce, mi raccomando, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti, caro sindaco, ti vedo volentieri, ancora di più. Ancora cominciamo la settimana bene. Grazie Rinaldo. Col ciao sindaco, ti vedo sempre, so cosa che ti fa. Ti sei una persona speciale, complimenti non te ne facciamo più, perché non ti serve altro, ti viene che basta. Volevo dirvi, i giovani, da che mondo c'è mondo, c'è sempre stato il peso, nel senso che i giovani, da più idee, le persone anziane, si sentono praticamente. I giovani dall'argento viene indosso, e non è vero che sia cattivi tutti. Perché come che veniva fuori a Caruso quando era giovane e aveva fatto il suo il sindaco, ma guarda che persona che veniva fuori è già il fior di giovane. Merito di Amarisa, merito di Luisa. Bisogna ai giovani dare l'opportunità di fare, di svegliarsi fuori, di combinare qualcosa come che hanno fatto tutti i giovani, che capiva Mirella. E dopo la politica con tutte le eroe che abbiamo in Italia. Basta Rinaldo, se no non va avanti, ti ho detto tutto stamattina, basta, perché ho da far vedere al sindaco, perché non solo mamma Romina, sindaco, guardate cosa è successo all'ippodromo, ci siamo spostati da Villa Margherita, si stanno facendo dei lavori, lo sapete, però speriamo di tornare presto, andate all'ippodromo, andiamo a sentire queste mamme che sono comprese le 30 associazioni che hanno aderito a questo importante progetto. Andiamo a sentire. Io innanzitutto vorrei ringraziare Mirella che ci ha dato la possibilità di trovarci come mamme che vivono la stessa esperienza, ma ci ha dato anche la possibilità di conoscere in questo periodo anche altre belle persone di altre associazioni, e questo per noi è stato un arricchimento. E come si dice, l'unione fa la forza, e se siamo in tanti abbiamo più visibilità, quella visibilità che dovremmo avere per portare avanti le nostre cause. Noi, i familiari delle vittime, ci mettiamo la faccia, raccontiamo le nostre storie, proprio perché ad altri non capiti di patire quanto abbiamo patito e continuiamo a patire noi. Purtroppo non è appunto sufficiente che noi raccontiamo questo, perché
automaticamente dovrebbe esserci, che venga attivata la prevenzione in modo automatico, proprio partendo, avendo rispetto del nostro dolore, perché non accadesse mai più. La strage stradale si deve combattere, però con l'impegno di tutti, veramente di tutti. Io continuerò in nome del mio bambino, di Andrea, a combattere per questo. Andrea, 12 anni, vittima della strada, innocente, per l'irresponsabilità di qualcuno che a forte velocità, dove non poteva andarci, ha fatto un sorpasso azzardato e purtroppo l'ha colpito in modo mortale. E questo per l'irresponsabilità di qualcuno, ma anche per la negligenza di chi non vuol fare delle strade sicure, soprattutto per i più fragili. Buongiorno, mi chiamo Manuela Rossetto e sono la mamma di Melissa. Ho poche parole perché non riesco molto a parlare. Dico solo che quel giorno la prima telefonata che ho ricevuto è stata: ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata. Questa parola mi rimbomba tutti i giorni sulle mie orecchie e vivo così. Basta, non ho niente altro da dire, mi dispiace. Io sono mamma di Riccardo Lageni, uno dei 4 ragazzi morti il 14 luglio a Jesolo, in via Pesarona, lasciati annegare. Lo dico proprio con la bocca proprio aperta, lasciati annegare, perché una persona pensava che bevendo un po' di più ci si può divertire, pensava che correndo forte per la strada ci si può divertire, pensava che lasciarli lì da soli, tanto qual è? Non è mica niente. Io penso che oltre alle parole che ha detto Paola, una cosa molto importante, la dico sempre, pensavo che questo dolore a me non capitasse mai, invece questo dolore mi è capitato ed è il dolore più grande che un genitore possa portare dentro, ma il dolore più grande che io mi porto dentro è sapere che chi ha lasciato annegare mio figlio adesso è agli arresti domiciliari, diciamo servizi sociali, e per lo più anche pagato. Noi invece siamo vittime e per lo più dobbiamo anche stare zitte, perché non possiamo pretendere un po' di giustizia, perché la giustizia non c'è. E lo dico apertamente perché, Mirella, lo so, ho avuto l'incontro con il ministro Nordio, non c'è giustizia. Ma allora io mi chiedo, queste persone che vanno sulla strada, queste autorità, queste leggi, questi codici stradali, è ora di metterli in pratica, sì o no? Ma li mettiamo giusti, non li mettiamo tanto per metterli. E se qualcuno è un provocatore di incidente, scusa se lo dico, deve subire anche lui una piccola punizione. E dopodiché noi, penso che tutte noi associazioni dobbiamo incominciare a collaborare insieme. Non guardiamoci chi è la più brava, chi è la meno brava, chi è la protagonista, chi non è la protagonista. Siamo tutte vittime e per questo dobbiamo essere d'esempio ai nostri nuovi giovani, a chi si mette sulla strada, che l'unione fa la forza, ma noi lottiamo perché altre famiglie non provino la stessa nostra sofferenza e chiediamo giustizia, ma quella vera. E io parlo e ho sposato un luogotenente dei Carabinieri e voglio che la divisa, il messaggio deve passare anche questo, la divisa non è l'orco cattivo che si mette sulla strada e ti vuole fermare perché deve darti la multa, è quello che vuole farti capire che non vuole andare a casa a suonare il campanello e dire mi dispiace signora, suo figlio non c'è più. No, ascoltalo, e questo è il messaggio che dovremo incominciare tutti insieme a passare. Insegnare come ci si comporta sulla strada, che non è il bere che ti fa divertire, perché il bere fa uccidere un'altra persona e può uccidere anche te. Buonasera, sono mamma di Davide Marchetto che è morto quasi 14 anni fa.
Sono qui in sostegno dell'Associazione Vittime della Strada perché Davide purtroppo ha avuto un malore alla guida e quello che ha provocato anche la sua morte perché è andato frontale contro un camion perché non aveva possibilità di deviare. Comunque sono qui in sostegno, ho conosciuto Paola e penso che più che siamo, anche se abbiamo destini diversi, più che siamo, più possiamo darci sostegno uno all'altra, non importa, anche se non ho nessuna accusa da fare contro qualcuno, ma in ogni caso vorrei essere vicino a tutti quanti. Buonasera a tutti, io sono mamma di Jessica e zia di Sara, morte in un incidente stradale il 30 gennaio del 2022. Sono state travolte da un SUV, lui guidava ubriaco, 180 km/h e ha rischiato di ammazzare anche le 2 bambine che c'erano in macchina, figlie di mia nipote. Io sono qui con tutte queste mamme perché sono d'accordo anch'io che l'unione fa la forza. Lui è stato messo in galera, gli hanno dato 7 anni, sì, è vero, ma io sono convinta che lui non li farà tutti questi anni in galera perché poi ci sono gli sconti di pena, perché è bravo, perché si comporta bene e lui ritornerà per le strade tranquillo, mentre io mia figlia e mia nipote non le rivedrò mai più. Quindi sono qui con tutte queste mamme per lottare, per avere più giustizia. Buonasera, sono Barbara, la mamma di Davide Pavan, morto l'8 maggio del 2022. A differenza di altre mamme qua presenti, noi non abbiamo avuto giustizia, per niente. Davide è stato travolto da un poliziotto ubriaco e non ha fatto un giorno di carcere e non ne farà neanche uno. A me la divisa non ha avuto sconti di pena, purtroppo. E siamo qua per chiedere giustizia, quella giustizia che noi non abbiamo avuto. Buonasera, sono Gina, la mamma di Polato Valentino, morto in un incidente il 9 luglio del 2021. Non sappiamo ancora se per distrazione, per malore o per comunque l'incidente causato da lui. Ci ha lasciato la pelle, grazie a Dio solo lui e non altre persone. Ci ha lasciato un bimbo di 4 anni, quel bimbo di 4 anni che dobbiamo cercare di dargli un futuro. La mamma non ha un lavoro e la giustizia ancora non ci dà un qualcosa di concreto, un qualcosa per poterci aggrappare e quindi stiamo lottando per cercare di andare avanti. Buonasera a tutti, io non sono una mamma, sono la cognata di Battistin Ferrante, morto sulla strada il 23 maggio del 2017, però rappresento anche la mamma di Ferrante che è ancora qui con noi, mia sorella che era la moglie, i suoi fratelli, i miei genitori e insomma tutta la nostra famiglia. Come diceva giustamente Mirella prima, quando una persona ha una cerca immensa di relazioni, quando va via soffrono tutti. La persona che ha travolto mio cognato, che lui era al lavoro, è stato travolto da una persona che era al lavoro però lo faceva con una patente revocata e sotto effetto di cocaina. Nonostante queste cose molto gravi, la giustizia non è arrivata, nel senso che sì, è arrivata perché gli hanno dato comunque un'imputazione, sì, una chiusura insomma, del processo con una condanna, però non ha fatto neppure 5 minuti di niente, mentre noi siamo dovuti passare attraverso tribunali e tante cose che ci hanno abbastanza distrutto. La cosa più tremenda è che tutto questo non è servito a niente. Cioè Ferrante, credo come tanti altri, se non tutti, se ne sono andati per niente. Lui aveva l'età che io ho adesso e questo mi fa molto male, quindi io spero che le istituzioni tutte facciano in modo che i nostri cari non siano andati via con violenza, proprio per niente. Grazie, che tutti si prendano le loro responsabilità comunque. Grazie.
È pesante, però siccome so che queste mamme, sono sicura la stanno guardando, Sindaco, ecco, un saluto perché dobbiamo ricordare, lo so che è Pasqua, Mirella ci fai vedere delle cose strazianti, però non bisogna neppure dimenticare, vi rendete conto che hanno perso i loro figli? Questo è un dolore immane che noi non sapremo, se non lo potrai mai capire, avete visto, sono distrutte. Allora Sindaco, cosa vuole dire a queste mamme che la stanno guardando e ascoltando? Sì, tra l'altro sono state interrotte delle storie tutte ancora da scrivere, perché parliamo di ragazzi giovani che sono morti ingiustamente in una strada, però le loro vite non devono e il loro sacrificio non deve rimanere vano, e difatti l'impegno di queste mamme è davvero straordinario. Trasformare il dolore in amore nei confronti della comunità è un qualcosa che le rende davvero donne uniche, e la responsabilità delle istituzioni è quella di lavorare accanto a loro e per loro, per far sì che non succedano più altri episodi, anche se sappiamo che la strada da fare è ancora tanta. Quindi serve consapevolezza da parte di chi si mette alla guida, ma soprattutto serve responsabilità da parte di tutti, perché quello che è successo a loro può succedere a chiunque di noi in qualsiasi momento, quindi nessuno è esente da questo tipo di situazioni, però dobbiamo lavorare insieme come un'unica grande comunità per migliorare il futuro e soprattutto far tesoro di quanto è successo, perché non succeda più, perché poi questi dolori, lo dicevo prima, nemmeno il tempo riuscirà a cancellare, cioè una ferita per una mamma, perdere un figlio, un nipote, è un qualcosa di inimmaginabile, no? È anche difficile da descrivere, perché è un dolore talmente grande che una mamma si porterà sempre dentro di sé, e quindi la responsabilità e la consapevolezza per chi per chi ricopre un ruolo istituzionale è quello di lavorare perché queste cose non succedano più. Serve l'aiuto da parte dei cittadini e serve un'azione importante da parte delle istituzioni. Allora sentiamo Nadia da Treviso. Nadia non può non fare gli auguri al Sindaco. Prego Nadia. Ciao Mirella e buongiorno al Sindaco. Buongiorno Nadia. Della mia città. Buongiorno. Niente, sono vicinissima a queste mamme, però si continua a morire. Si continua, tanti incidenti. Giovani, mezza età. Non so cosa sta succedendo, non si rispetta il codice della strada. Purtroppo. Perché tutti corrono, ma non sanno che hanno una bomba in mano. Quando si guida bisogna stare attenti. Ed essere stare lucidi. attenti, avere occhi anche per gli altri. E comunque sono vicinissima e faccio tanti auguri, e tanti auguri Sindaco. Grazie Nadia, un abbraccione. Sindaco, è meglio che sia vicino a Nadia anche, perché vuol passare con Silea. Lo dico mia che se andare a guidare. Sta discreta Nadia, cara me Nadia, però glielo dico io perché veramente è depressa. No, approfitto perché quando vedo Nadia mi viene in mente illuminazione pubblica. Bravo. E devo dire che approfitto di oggi perché finalmente dopo 2 anni di burocrazia Sindaco, stare attento a parlare, per carità. No, ma adesso non riguarda solo la Nadia, riguarda tutto il territorio comunale di Treviso, però finalmente dopo 2 anni di burocrazia, ricorsi, controricorsi, per fortuna vinti dal comune di Treviso, partirà il grande progetto di rifacimento dell'illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale. Sono 16.000 punti luce, 75 chilometri di linee nuove completamente non rifatte. Non sei che partire da casa di Nadia magari e venire su? No, perché con tutto quello che aspetta forse vi conviene partire da là. Stiamo dialogando con l'impresa per capire quali sono i punti più critici, perché tante sono le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini dove bastano poche gocce di pioggia perché salti una linea piuttosto che un'altra. Pensate che ci sono delle linee del comune di Treviso che risalgono al dopoguerra, dove ci sono addirittura ancora i lampioni di cemento che erano caratteristici proprio del periodo post-guerra. Tutte quelle linee andranno sostituite, quindi è un lavoro importante, sono oltre 17 milioni di euro di investimento che a partire
siamo già nella fase progettuale, a maggio diventerà operativa, quindi da maggio si vedrà la sostituzione delle lampade, la sostituzione dei pali di cemento con le nuove linee, il rifacimento di tutte le linee e la realizzazione dell'illuminazione pubblica laddove oggi non c'è. Lo dico quindi per Nadia, che è uno di quei casi che rientra in questo appalto. Visto gli anni che sta aspettando, sindaco, e lo direi dico proprio, anche a tutti quei cittadini che ogni giorno mi evidenziano delle criticità legate a un impianto di illuminazione pubblica decisamente vecchio, però finalmente siamo riusciti a battere la burocrazia e a maggio, quindi tra un mesetto, cominceremo la parte operativa. Un altro tema importante è il Parco Vittoria. Allora, lei sa che io penso con la mia associazione, si chiamava Treviso Viva, abbiamo fatto i primi pollicini, i primi park scambiatori. Con queste mamme, specialmente con Paola Conte, siamo andati nelle strade a cercare di capire cosa stava succedendo, le famose stragi del sabato sera, con Franco Romano, che ho avuto ospite la scorsa settimana, che secondo me sarebbe una persona da inserire, visto l'esperienza che ha fatto e vissuto in un contesto dove io cercherò di coinvolgerlo, perché abbiamo bisogno anche di persone competenti, abbiamo bisogno di persone che sappiano indicare ai giovani quali sono le competenze, dove inserirsi. Cosa ne pensi, Alessandro, dopo aver sentito queste mamme? Perché voi fate anche questo, prego. Ma intanto permettetemi di esprimere la mia vicinanza a queste mamme, a queste famiglie. Io ricorderò, io sono giornalista, On the Road nasce sulla strada, quando ancora Alzano Lombardo e Nembro non erano tristemente note, quindi stiamo parlando appunto delle porte di Bergamo, una delle valli, no? Al sindaco piace la montagna. Quindi. Ecco, era un'estate funesta, quella di 17 anni fa, e ricorderò per sempre ancora le urla strazianti delle famiglie quando arrivano sul luogo, sullo scenario di incidente. Ecco, io voglio pensare e voglio credere che, per rispondere alla domanda, queste tragedie, questi dolori immani siano luce, questo amore trasformato sia luce, perché, come diceva il sindaco, sono strumenti. Anche l'illuminazione pubblica è importante, soprattutto nei pressi degli attraversamenti. Ecco, noi con i giovani cerchiamo di essere nel nostro piccolo un po' una bussola con le istituzioni, quindi lo ringrazio della disponibilità e anche per essere veramente esempio e traino nel Veneto. Sappiamo quanto il Veneto, come ogni regione d'Italia e del mondo, stiamo attraversando un periodo molto buio, abbia bisogno di luce. Ecco, speriamo di poter essere delle sentinelle con giovani che educano giovani e possiamo veramente accogliere anche queste mamme, queste famiglie, perché possano a loro volta mandare magari i loro figli, conoscenti, insomma chi è rimasto toccato da queste tragedie. Io credo, e tanto per concludere, che sento molto parlare di strumenti. Sono d'accordo con il sindaco e poi ringrazio veramente Romina, voi per quello che fate anche per questa trasmissione, lo dico da collega giornalista, per la sensibilizzazione che mettete in atto. Ecco, credo che più che azioni deterrenti serva rimettere al primo posto la prevenzione, l'educazione sul campo. Questo è quello che insegna il progetto On the Road, che potete andare a vedere anche sui nostri social e sulla pagina ragazziondheroad.it. Abbiamo molte già candidature dal Veneto, sindaco, spontanee, che potete fare sul sito ragazziondheroad.it. Grazie Alessandro, abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, e un saluto al sindaco. Ciao. Buongiorno Livio. E i miei complimenti, perché è veramente una persona di valore, insomma. Grazie. Ecco, io volevo rivolgerle una domanda, sindaco. Secondo lei perché è così difficile? Perché una persona che si mette al volante ubriaca, eccetera, è un criminale, è un assassino, insomma, perché sa che può uccidere impunemente un altro, insomma. Perciò dovrebbe essere trattato come un omicidio volontario, questo. Secondo lei perché è così difficile regolamentare? D'accordo, è un problema che la giustizia non funziona, diciamo, ma questo è troppo generico dire la giustizia non funziona.
dovrebbe in questo campo specifico prevedere delle pene sicure, delle pene per omicidio volontario, insomma. Ecco, io la penso così, e perché anche, a parte la pena, non si sequestra il veicolo a vita. Tu hai commesso un incidente, tu non guidi più perché ti viene sequestrato il veicolo e non puoi più guidare. Ecco, secondo lei, mi dica, anche voi sindaci per esempio, lei farà molto eccetera, ma potete fare un coro, diciamo, unirvi per cercare di accelerare tutti questi omicidi, insomma. Grazie e le auguro buona Pasqua. Grazie Livio. Prima di rispondere a Livio però vediamo cosa dice Gigi Pirollo, perché una cosa che il sindaco deve ascoltare, che insegna guida sicura con l'ACI Automobile Club. Sentiamo cosa dice Gigi Pirollo. Io di professione faccio uno sport che è l'automobilismo, ma non vuol dire perché faccio l'automobilismo e devo andare forte, sono quello che insegna ad andare piano, cioè vuol dire rispettare quello che sono la macchina, i limiti. È una cosa che ho notato molto, che praticamente i ragazzi che fanno la patente adesso hanno una infinità di problemi, cioè non sanno guidare, e mettiamo in macchina sti ragazzini che non sanno cosa fare. Cioè io faccio un corso, parlava il signor sindaco, a Belluno, facciamo con la provincia di Belluno, con le scuole praticamente che arrivano fino a 18-19 anni, ecco, facciamo dei corsi di guida, ma non corsi nel senso di guidare così. Spieghiamo assieme alle forze dell'ordine, che sono polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, ULS, e noi che gli spieghiamo un po' tutto. Bene, sapete che su 90 o 100, l'ho fatto l'altro giorno, 100 persone, 100 ragazzi che sono saliti in macchina, eravamo in 3, 90 non sapevano guidare, con la patente questi ha presa la patente. Allora, quello che io dico, perché sentire, non ho, guardate, prima avevo il nodo alla gola, io ho la fortuna di avere 2 figli che però li ho qua ancora, quindi non dico niente, però l'educazione, ma non, perché anche voi avrete dato un'educazione. Ecco, Gigi fa parte di questo progetto, Gigi Pirollo, importante, che abbiamo messo in piedi, sindaco. Allora rispondiamo a Livio e anche a quello che ha sentito. 90 ragazzi su 100 non sanno guidare, prego. No, in realtà, ringrazio Livio per la riflessione. In realtà sul nuovo codice della strada che è stato presentato dal ministro Salvini pochi giorni ci sono delle novità importanti per coloro che si mettono alla guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, alcoliche, lui l'ha definito l'ergastolo della patente, cioè tu non vedi più la patente soprattutto se commetti degli incidenti e dei reati. È altrettanto vero che noi dobbiamo lavorare per prevenire queste situazioni, perché certo, è vero che punire è importante, è altrettanto vero che comunque uno lo punisci e uno lo piangi tendenzialmente, quindi noi vorremmo innanzitutto evitare di piangere altre vittime, però nel caso dovesse succedere è giusto anche punire i responsabili. Però sono d'accordo con quanto è stato detto che noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione e anche sulla cultura del rispetto delle regole, perché credo che quanto succede è un po' lo specchietto del nostro paese, dove tutti noi tendiamo a sottovalutare le norme, le regole, tanto passa sempre l'idea di questa impunità in qualsiasi ambito, in qualsiasi cosa fai. Quindi dobbiamo recuperare il senso civico, dobbiamo recuperare il rispetto per noi stessi e per le altre persone, e noi istituzioni dobbiamo lavorare attraverso corsi di guida, corsi di educazione civica, tutte quelle azioni che si possono fare per dare consapevolezza e cultura, creare la cultura del rispetto. Quando sali a bordo di un'autovettura devi avere rispetto per il codice della strada, devi avere rispetto per i pedoni, per le biciclette, per gli altri veicoli, insomma
Io credo che basterebbe davvero poco se ognuno di noi fosse un po' più responsabile. È altrettanto vero che può starci che uno va a una cena e magari beve un bicchiere in più, basta non mettersi alla guida, insomma, basta o appoggiarsi ai taxi o farsi accompagnare da qualcuno o tornare a casa con un amico che non ha bevuto. Quando ci si mette alla guida bisogna essere lucidi per essere attenti nei confronti degli altri e soprattutto essere attenti che qualcuno non ti venga addosso. Quindi l'appello che faccio è questo, poi che questa Italia abbia bisogno di rivoluzionare tanti ambiti, compreso quello della giustizia, siamo altrettanto d'accordo. Ho fiducia nel ministro Nordio, che ha un lavoro enorme da fare in un ambito difficilissimo, perché ogni volta che tu tocchi una norma pesti i piedi a qualcuno e quindi sei costretto a rivederla, ad ammorbidirla, e in quell'ambito è davvero complicato. Però quando si parla di vite umane io credo che non debbano esserci ostacoli. Pubblicità. Siamo con Mario Conte, sindaco di Treviso, abbiamo Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente Associazione Ragazzi on the Road, e Romina Ceccato, presidente Associazione Luci sulla buona strada. Romina, allora come vuoi salutare il sindaco adesso e tutti voi ci lasciate perché è passata l'ora? Cosa vuoi dire, Romina? Abbiamo fatto questa chiacchierata, mi sembra sia positiva, ecco, speriamo bene, noi ci siamo. Prego, Romina. No, io come ho detto prima, il sindaco lo vedo sempre presente e sarò sempre grata a lui. La cosa che dico è una sola. Noi stiamo facendo e vi stiamo dimostrando che stiamo collaborando insieme. Perché non lo fate anche voi istituzioni? Non solo Treviso. Io vedo dalle mie parti non c'è nessuna voglia di sedersi a tavola e di ascoltarsi. E dopodiché un'altra cosa molto importante, come ha detto lei, la giustizia, le regole. Io parlo per esempio che ho vissuto un processo. Quando una persona viene lasciata, quando uno può essere un provocatore di incidenti, mettiamolo magari a fare un anche sociale, non sto dicendo di punirlo. E se quando uno ammazza 4 ragazzi lo sa negare ed è libero, che cosa può pensare i nostri giovani? Che sarà per il nostro futuro, i vostri futuri lettori. E dicono bene, tanto si può bere perché non c'è giustizia. Allora cambiamo, ma uniamo tutte le forze. Bella, per esempio, ha insegnato noi associazioni che non c'è differenza tra una vittima sulla strada, tra una violenza sulle donne, ma voi invece sì, lo trasmettete questo. Grazie Romina, sentiamo come saluta Alessandro Invernici. Prego Alessandro. Io ringrazio, sposo le parole di Romina e lo sa, nel nostro piccolo ci rendiamo concreti e siamo assolutamente disponibili e aggregativi in tal senso, quindi siamo pronti per fare la nostra piccola parte, per poter unire le forze e per mettere davvero i giovani nella condizione di avere la realtà davanti ai loro occhi. Quindi, come diceva il sindaco, consapevolezza, ma soprattutto responsabilità e senso civico. Ecco, questo dobbiamo insegnare. Noi abbiamo ragazzi che poi sono diventati agenti di polizia locale, chi è diventato medico, soccorritore, insomma, possiamo veramente seminare gemme, permettetemi, di risurrezione. Ci avviciniamo alla Pasqua, io credo che davvero si possa fare molto partendo dalla strada che è maestra. Grazie, grazie anche Alessandro Invernici. Sindaco, tocca a lei gli auguri e i saluti anche a queste realtà. Ringrazio Alessandro e Romina, ma poi ci sentiamo presto perché passiamo dalle parole ai fatti, perché qui c'è bisogno davvero di entrare nella fase operativa, perché prima cominciamo e più persone riusciremo a mettere al sicuro e più gemme riusciremo a far germogliare, prendendo proprio l'esempio di Alessandro. Fatemi anche salutare, perché ci ha lasciato proprio ieri, Ivone Tordini, che è una grande donna che si è occupata del sociale nella nostra città e ieri ci ha lasciato, però ci tenevo a portare un ricordo anche di Ivone, che insomma ricopriva tra l'altro un ruolo nelle nostre case di riposo ultimamente, ma è stata anche nell'amministrazione comunale e provinciale, una donna che si è sempre messa a servizio della comunità, e faccio davvero gli auguri di buona Pasqua
a te Mirella, a tutta la mia comunità, li ringrazio ogni giorno per l'affetto che mi donano e io cerco di ricambiare con l'impegno, con la passione e con l'amore per la mia città e per la mia comunità. Poi a volte posso sbagliare, a volte faccio giusto, però lo faccio sempre con il cuore e con la convinzione che quello che stiamo facendo sia davvero il bene della nostra città, senza che nessuno ci convinca di cose diverse. Quindi auguri di buona Pasqua a tutti. Ma in particolare, no, Sindaco, ai nostri diversamente agili. Sì, assolutamente. No, perché loro amano, voi non avete idea che devo mandare le foto, i video, quando fanno i lavoretti, perché loro vogliono che lui veda. Li salutiamo, Sindaco. Sì, assolutamente. Ma io guarda, quando parlo della mia comunità sì, coinvolgo tutti quanti, perché per me ogni componente della mia comunità è speciale e lo ringrazio, però che sia una Pasqua davvero di serenità, perché guardate la Mirella e guardate Antena 3 e Rete Veneta, però se possiamo guardare un po' meno tutti gli altri notiziari, perché ci stanno bombardando la testa di notizie estremamente negative che creano un po' un senso di negatività e quindi dobbiamo invece recuperare un po' di serenità e un po' di spensieratezza. È un periodo complicato, però se ci dimostriamo ancora una volta comunità riusciremo ad affrontare meglio questo periodo fatto di grandi sfide. Quindi io ci sono, noi ci siamo, Mirella c'è, quindi voi collegatevi qui su Antena 3 e lasciamo perdere tutte le altre notizie eccessivamente negative, perché abbiamo bisogno di notizie positive, abbiamo bisogno di guardare al futuro con un po' di più ottimismo. Grazie Sindaco per queste parole, grazie, buona Pasqua anche a lei e a tutta la sua squadra e a tutto il comune, perché in effetti sono tante le persone che anche in questo momento stanno lavorando per cercare di renderci la vita migliore, perciò un saluto a tutti, perché abbiamo bisogno tutti di una Pasqua serena. Vado perché abbiamo cominciato i lavori di riqualificazione delle mura dopo 20 o 25 anni. L'ultima volta che avevamo messo mano sulle mura era stato il mitico Giancarlo Gentilini. In questi giorni sono cominciati i lavori di riqualificazione delle mura, un impegno importante da parte dell'amministrazione da oltre 7 milioni di euro. Quindi insomma vado perché gli operai sono in cantiere e mi stanno aspettando. Grazie al Sindaco Mario Conte, grazie a Alessandro Invernici, grazie a Romina Ceccato, grazie pubblicità. Grazie a voi. Siamo con altri due graditi ospiti, abbiamo da Padova l'avvocato Marco Lombardo, referente regionale Libera Veneto. Grazie avvocato di essere qui. Saluto anche sempre da Padova l'avvocato Casadei, non è avvocato, è segretario Marco Casadei, Albo Gestori Ambientali, sezione Veneta. Buongiorno anche segretario, anche a lei di essere qui. Allora io partirei proprio da lei segretario, spieghiamo cos'è questo Albo Gestori Ambientali, sezione Veneto, così a casa capiscono bene di cosa si occupa Marco Casadei. Prego. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. L'Albo Gestori Ambientali è un'emanazione, un albo che è previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e è costituito da un comitato nazionale che ha sede presso il Ministero dell'Ambiente stesso e di sezioni regionali. Per disposizione normativa le sezioni regionali hanno sede presso le Camere di Commercio capoluogo di regione e nello specifico, quindi la sezione regionale del Veneto ha sede presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La competenza di questi albi è una competenza a livello regionale. E qual è lo scopo di questo albo? Lo scopo è quello che tutti i soggetti in qualche modo gestiscono rifiuti o comunque svolgono delle attività ambientali, una specificità di attività ambientali, devono essere iscritti, autorizzati in questo specifico albo. Questo comporta il fatto che tutte le imprese che trasportano rifiuti, quando voi vedete un mezzo che trasporta rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi, non pericolosi, deve essere preventivamente autorizzato non solo l'impresa,
ma anche il mezzo stesso, all'albo gestori ambientali, quindi sono tutti dei beni strumentali utilizzati dalle imprese che devono avere una specifica propria autorizzazione. Le imprese che fanno attività di intermediazione e commercio di rifiuti devono essere autorizzate e quindi iscritte all'albo gestori ambientali, così come le imprese che fanno attività di bonifica di siti inquinati o di beni contenenti amianto devono essere iscritte all'albo gestori ambientali. Questo significa che l'albo è un elemento di qualificazione per le imprese, circoscrive le imprese che possono fare determinate attività e quindi si può sapere tramite l'albo gestori ambientali chi fa cosa e chi può far cosa. Sicuramente è un servizio anche a favore dei cittadini, nonché degli organi di controllo e delle istituzioni, in quanto questi soggetti devono essere soggetti specializzati, quindi solamente chi è iscritto all'albo gestori ambientali, chi ha determinati requisiti di capacità finanziaria, tecnica, di personale e di polizze fideiussorie a garanzia dell'attività esercitata può svolgere queste specifiche attività di gestione ambientale. Ecco, l'albo ha una competenza, dicevamo, a livello regionale per quanto riguarda il Veneto. Dovete fare in conto che sono circa 14.000 le imprese iscritte all'albo gestori ambientali che movimentano ogni giorno complessivamente una quantità di rifiuti grazie agli oltre 60.000 veicoli che sono censiti, registrati, autorizzati dall'albo gestori ambientali. C'è un controllo, segretario, per quanto vogliamo anche capire e sapere su quello che è il territorio in merito di rifiuti anche tossici, perché noi abbiamo visto anche purtroppo nel nostro territorio delle volte, ecco, nei magazzini veramente una montagna di rifiuti nel silenzio totale. È possibile che nessuno sappia, oppure è il cittadino che deve intervenire per far capire l'importanza anche di quella zona di ripulita, perché veramente sono molto tossici? Penso ad esempio a Marghera, ecco, mi viene in mente com'è la situazione, perché noi non sappiamo mai niente, tanti numeri, tante attività, però poi la trasparenza manca. Noi paghiamo perché paghiamo anche dei bei soldini, vorremmo anche un po' di trasparenza. Per questo l'ho invitata, per capire, ecco, com'è la situazione, perché abbiamo sentito anche quei PFAS, ne abbiamo sentito tutti i colori. Ecco, la raccolta dei rifiuti, molte zone non sono ancora servite, fanno fatica, non è che sia pulito dappertutto. Io ho la fortuna di vivere a Treviso, una città veramente un vanto come fiore all'occhiello per la raccolta differenziata. Com'è la situazione? Queste attività sono tutte che possono essere controllate, perché bisogna anche capire come lavorano. Prego, segretario. Allora, guarda, innanzitutto l'albo gestori ambientali non ha dei compiti di indagine, dei compiti inquirenti relativamente a quello che è il contesto territoriale. L'albo gestori ambientali rilascia sostanzialmente un patentino, un'abilitazione a svolgere un determinato servizio. Ha dei controlli indiretti, perché comunque sia nel momento in cui un'impresa dovesse essere colta, diciamo così, in violazione delle norme, l'organo di controllo che ha elevato la sanzione può segnalare la cosa all'albo gestore ambientale. L'albo gestore ambientale può a sua volta intervenire con un procedimento disciplinare appositamente regolamentato che può portare, a seconda della gravità della violazione, alla sospensione dell'autorizzazione, quindi l'impossibilità per l'impresa di svolgere un'attività in campo ambientale relativamente a quelle che sono le prerogative e le autorizzazioni lasciate all'albo, fino addirittura alla cancellazione, quindi a estromettere un'impresa dal mercato. Chiaramente è un'attività importante per la sezione, ma ritengo che sia soprattutto importante in quanto questa attività di controllo indiretto dal punto di vista amministrativo dell'albo si tutelano le imprese che svolgono l'attività nel rispetto della norma. Chiaramente nel momento in cui parliamo di abbandono di rifiuti, quella è un'attività che si presume non sia svolta dalle imprese che sono iscritte all'albo gestori ambientali. A volte l'abbandono di rifiuti è fatto anche da tutti noi da un semplice cittadino, quindi entriamo su un altro aspetto. Chiaramente l'albo gestori ambientali, per cercare di aumentare quelli che sono i controlli sul territorio, da tempo è stata inventata, proprio qui l'abbiamo inventata noi come sezione Veneto, una app, un'applicazione che è rilasciata all'organo di controllo, dove per esempio con una semplice foto della targa dei veicoli si può già sapere il mezzo se è autorizzato
di chi ha la proprietà, chi c'è in disponibilità, cosa può trasportare quel veicolo, che tipologia di rifiuti può trasportare, e questo sicuramente è un elemento di totale trasparenza di quelle che sono le autorizzazioni che vengono rilasciate dall'albo, quindi sapere chi fa cosa, chi può far cosa. Poi per quanto riguarda il resto, chiaramente ci sono dei comportamenti che rientrano nella specificità propria di ogni singolo cittadino, ma su quell'aspetto l'albo gestioni ambientali non può intervenire, in quanto non è tra le proprie prerogative andare a valutare questo tipo di comportamento di ogni singola persona. Per quanto riguarda poi altri aspetti della gestione dei rifiuti, per esempio la gestione degli impianti, siano essi di trattamento, di recupero, smaltimento dei rifiuti, le competenze non sono dell'albo gestioni ambientali, sono delle altre amministrazioni locali e territoriali, province piuttosto che regione, e anche su quegli aspetti bisogna comunque sempre tenere presente che la cosa principale è tenere un comportamento rispettoso di quelle che sono le regole e le norme in vigore in quel particolare momento. La ringrazio, segretario, perché ecco, io invito, perché sono convinta che tantissimi non sapevano che esiste anche questo organo, un organo molto importante. Stiamo parlando dell'albo dei gestori ambientali della sezione Veneto, non di una cosa qualsiasi. Perciò io sono molto contenta di averla ospite, che abbiamo chiarito e conosciuto anche un'altra realtà della regione. Adesso sentiamo Leone da Tre Baseleghe e poi andiamo dall'avvocato Marco Lombardo. Prego Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora, quelli che sversano i FAS in provincia di Vicenza sono iscritti all'album dei rifiuti, non so come si chiama, dei rifiuti ambientali. Sono iscritti a questo album, ce l'hanno questo album, perché adesso sono un po' di anni che questi stanno sversando FAS nei fiumi, e in più si sa dagli anni 70 adesso che sono cancerogeni queste cose, però in Veneto questi continuano a sversare FAS sui fiumi. Si può sapere se c'è un album per questi, se c'è qualche controllo, se fanno qualche cosa. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone, penso che è un altro settore quello che parla Leone, poi risponderà naturalmente Marco Casadei, segretario albo gestori ambientali della sezione Veneto a Leone da Tre Baseleghe, che ha posto la domanda, ma prima voglio conoscere anche l'avvocato Marco Lombardo e di cosa si occupa Regione Libera Veneto. Prego avvocato. Buongiorno, grazie dell'invito. Noi come Libera ci occupiamo di affrontare il tema della presenza della mafia anche in Veneto sotto profilo sociale ed economico, per cercare di contrastare la penetrazione di questi fenomeni criminali. Non siamo mica tanto lontani con i rifiuti, vero avvocato? Con la mafia dei rifiuti, Ci sono degli interessi delle mafie proprio nello smaltimento legale dei rifiuti. Sì. Pensiamo al tema che lei accennava dei capannoni riempiti di rifiuti e poi dati alle fiamme. Spesso questa è un'attività che viene commessa anche dalle mafie. Oppure c'era un tentativo di riciclare e interrare dei rifiuti con provenienza Sud Italia in Veneto da parte della mafia, che stava cercando di individuare capannoni per poterli affittare e riempirli di rifiuti. Questo ad esempio è un'attività che è stata svelata dalla forza dell'ordine e che doveva essere realizzata nel Veronese. Senta avvocato Lombardo, ma non è che, io lo cito sempre l'esempio perché è sempre ad hoc, che il cane di tanti padroni poi muore da fame, nel senso che abbiamo tanti enti, tanti controlli, sembra nella carta, ma poi in realtà questo cittadino non è che senta tutti questi controlli, che ci siano questi controlli. Cioè qui ognuno, c'è un po' il fai da te, il più furbo vince sempre. C'è sempre il furbo di torno che prima che venga scoperto ce ne vuole. Ed è sempre, secondo me, proprio il cittadino che fa questo, avvocato, che segnala. Ecco, invece non dovrebbe essere il cittadino, dovrebbero essere degli organi preposti che fanno questi controlli. Cosa ne pensa? Visto che abbiamo tutti questi enti. Prego, avvocato. Guardi, la questione è molto più complessa, nel senso che la presenza delle mafie c'è in moltissimi campi e in moltissimi modi. Non sempre è facile per il cittadino, perché non è preparato a conoscere il fenomeno
arrivare a capire effettivamente cosa sta succedendo e denunciare. Dall'altra parte ci sono dei cittadini, degli imprenditori, purtroppo dei soggetti che operano in maniera criminale, che si avvalgono della presenza delle mafie per aumentare la loro capacità criminale. Quindi da un lato abbiamo parte della cittadinanza che non sa neanche che il fenomeno esiste e quindi non sa come porsi, e dall'altra parte ci sono cittadini che di fatto chiamano, aiutano la mafia a maggiormente penetrare nel nostro territorio. Le forze dell'ordine hanno una capacità di investigazione anche molto importante, però certamente non è capillare, e quindi c'è bisogno di un accordo sociale tra cittadino, impresa, realtà associative e enti locali, per tutti insieme contrastare la penetrazione delle mafie. Segretario Casadei, come commenta le parole dell'avvocato Lombardo e soprattutto rispondiamo, se riesce, anche a Leone da Tre Baseleghe. Prego Casadei. Allora, partiamo dal signor Leone, visto che ha fatto la domanda prima dell'amico Marco Lombardo. Lì parliamo di imprese che hanno le loro attività produttive, per il loro ciclo di produzione producono dei rifiuti, producono delle sostanze tossiche, possono essere anche rifiuti non pericolosi, ma a volte anche pericolosi. Fino a questa fase qui l'albo gestioni ambientali non entra nel merito, in quanto rientra tutto nel ciclo di produzione, la corretta gestione del ciclo di produzione. Quando parliamo di corretta gestione parlo sia delle materie prime ma anche come delle materiali di risulta e quindi i rifiuti che in qualche modo sono prodotti. Successivamente, nel momento in cui l'impresa deve disfarsi di questi rifiuti, entra in qualche modo l'interesse dell'albo gestioni ambientali, ovvero sia a seconda del rifiuto prodotto dovrà rivolgersi a imprese specializzate, imprese iscritte all'albo gestioni ambientali, imprese che possono trattare, gestire e trasportare quelle particolari tipologie di rifiuto fino agli impianti ad essa destinati. Se facciamo un discorso generalizzato, chiaramente se non c'è una corretta gestione di rifiuti, ma questo a prescindere dall'attività dei passi che ha citato il signor Leone, chiaramente se non c'è una corretta gestione di rifiuti non ci sono utilizzazioni, non c'è albo che tenga. Forse, come diceva l'avvocato Lombardo, anche a trasmissione Sveglia Veneti, forse dovremo noi come tutti i cittadini alzare un po' le antenne nel momento in cui ci sono dei comportamenti che ci sembrano strani e fare le opportune segnalazioni. Chiaro che bisogna conoscere la materia, conoscere la normativa, sapere dove si può intervenire e come si può intervenire per segnalare specifici, ipotetici, non corrette gestioni ambientali dei rifiuti. Allora io chiedo invece all'avvocato Lombardo, ma siamo sicuri che ci sia abbastanza informazione al cittadino rispetto a quello che succede nel territorio? Noi abbiamo la fortuna che ci siete anche voi, che vi vediamo, vi date da fare, ecco, vi proprio unite quella catena che è molto divisa, che è tra cittadino e istituzioni, l'abbiamo sentito anche prima. Forse quando c'erano i comitati, i famosi comitati che c'erano nei territori dove il cittadino poteva incontrarsi, poteva anche dire, parlare ed avere anche parola, si è tolto. Si è tolto perché dava fastidio, perché il cittadino che ti pone la domanda, che ti fa presente la necessità che c'è nel territorio, oppure la critica e evidenzia un fatto, questo dava fastidio. Tanto è vero che i comitati di quartiere sono spariti. Per fortuna che c'è qualche associazione, anche importante come la vostra, invece, che ha capito l'importanza di essere liberi, di parlare, di evidenziare il problema. Io ho la fortuna di condurre questa trasmissione dove i cittadini, ecco, evidenziano i problemi, ecco, hanno il coraggio di dire qual è il problema. E molte volte vedo i sindaci che sono molto imbarazzati, vedo gli assessori regionali che sono molto imbarazzati perché non riescono a esprimersi. Forse questi cittadini non riescono ad arrivare a Roma non li fanno entrare. È poco da dire andate a Roma, fatevi ascoltare, ne entra uno se ha la fortuna di far parte di qualche cerchio magico. Oppure bisogna avere un'associazione importante, essere unite, avere dei numeri. Cosa dice avvocato Lombardo?
Guardi, anche qui la risposta alla sua domanda interessante è complessa, nel senso che da una parte noi abbiamo una mancata conoscenza diffusa del fenomeno in capo un po' alla totalità di chi abita in questo territorio, perché come studenti una volta di mafia non se ne parlava. Molti imprenditori, molti amministratori locali non conoscono questo come tema, non pensano che sia importante e hanno quindi difficoltà a interfacciarsi con chi lo vive nella sua pelle e cerca un aiuto. Dall'altra parte andare a Roma non ha neanche tanto senso, perché di fatto tutte le specificità dalle forze dell'ordine alle istituzioni sono anche in questo territorio e quindi occorre potersi interfacciare con loro. Una delle attività che noi facciamo anche insieme all'Albo Gestori Ambientali del Veneto è mettere in piedi un percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori del Veneto. Quindi noi andiamo a parlare con i ragazzi e le ragazze, gli spieghiamo, gli illustriamo qual è il problema e cerchiamo di relazionarsi con loro per dare a loro gli strumenti di poter operare quando diventeranno adulti nel nostro territorio. Anche nelle interlocuzioni con le istituzioni. Ci sono istituzioni rette da persone illuminate che capiscono effettivamente che c'è il problema e si pongono il problema di come risolverlo, ma la maggior parte degli operatori del territorio di fatto lo derubricano a episodi che vengono da fuori regione, che certamente non riguardano il loro tessuto sociale economico, ma non è così. Senta, avvocato Lombardo, i giovani e l'ambiente, ecco, noi vediamo, io veramente li nomino spesso, li cito spesso, li faccio vedere, questi giovani che delle volte fanno anche degli atti molto criticati da molte persone, ma è un grido d'aiuto, e loro cercano di far capire l'importanza di capire l'ambiente, di esserci nell'ambiente. Sono loro che scendono nelle piazze, sono loro che cercano di far capire a quei politici che ancora non li ascoltano l'importanza per loro dell'ambiente. Cosa ne pensa? Ecco, e anche voi come associazione avete anche voi i giovani che vi seguono? Beh, guardi, noi abbiamo fatto giovedì scorso la manifestazione nazionale, che è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e a Roma, al luogo della manifestazione, ha partecipato più di 100.000 persone e la maggior parte erano studenti, ma non soltanto di Roma o provincia, sono studenti che venivano da tutta Italia. Noi abbiamo avuto dei pullman di studenti che sono partiti da Belluno, ad esempio, da Verona, da Padova, per partecipare alla manifestazione di Roma, come dal Veneto hanno partecipato studenti e studentesse da tutta Italia, perché i giovani hanno la capacità di indignarsi e di capire che è importante per loro poter prendere in mano quella che è la loro vita futura. Sta a noi cercare di aiutarli ed ascoltarli. Se invece però il dibattito economico e politico è legato a temi che di fatto sono solo di struttura, cioè noi non possiamo pensare che la tematica dei media, la metà dello spazio è le elezioni politiche. In realtà il tema dovrebbe essere come affrontare il problema del riscaldamento climatico, dell'inquinamento diffuso, della penetrazione delle mafie, che spesso è anche collegata al tema dei disastri ambientali, e dobbiamo farlo nel rispetto di questi giovani che stanno crescendo e diventeranno gli adulti del futuro. Se noi continuiamo a chiudere le loro legittime richieste, derubricandole a qualcosa di poco, qualcosa di non urgente, di fatto continuiamo a penalizzare la loro crescita e impoverire la nostra società. Allora, invece, quello che vorrei chiedere al segretario Casadei è questo albo gestori da chi è formato? Chi sono queste imprese? Sono imprese giovani, sono imprese che vengono anche persone straniere? Chi sono queste imprese? Perché lei ha dato dei numeri anche nel Veneto molto importanti di imprese. Prego. Sono imprese di tutti i tipi, sono imprese esclusivamente, diciamo così, come governance italiana, ma anche imprese dove la parte della governance è di imprenditori stranieri. Sono imprese che passano da quello che è il professionista della gestione di rifiuti, quindi
l'autotrasportatore inteso come soggetto che prende i rifiuti dall'impresa A e li porta all'impresa B. Parliamo di imprese dove la tua attività core business è quella di fare le bonifiche ambientali o dei beni contenenti amianto, i famosi tetti che abbiamo della box auto piuttosto che dei capannoni. Sono anche imprese che la loro attività produce rifiuti. Quindi sono le imprese edili che trasportano tutti i calcinacci, tutti i rifiuti da demolizione, sono le imprese il giardiniere che nel momento in cui deve fare le potature, piuttosto che viene a casa nostra, risistemare il giardino, i rifiuti che produce perché magari rompe un pezzo di marciapiede, perché lì vogliamo metterci la fontana, piuttosto che l'illuminazione, devono essere iscritte alla gestione ambientale per trasportare i rifiuti, l'impiantista, quindi tutte le attività economiche nel momento in cui producono dei rifiuti e vogliono autonomia, per esempio, trasportarle, devono essere iscritte a questo apposito albo. Ovviamente quando parliamo di imprese italiane, come cittadini italiani, ma anche cittadini della comunità europea, quindi abbiamo un insieme variegato di soggetti. E di questi, dicevo prima, oltre 14.000 sono iscritte, sono circa 3.000 quelle che professionalmente la sua attività del core è quella di gestione ambientale, quindi gestione dei rifiuti a tutti gli effetti, siano essi trasportatori piuttosto che intermediari commercianti o imprese che fanno attività di bonifica ambientale. Tra le imprese che fanno attività di trasporto rifiuti ci sono anche le imprese di rifiuti urbani, non voglio far nomi, ma le società di gestione pubblica che raccolgono i rifiuti dai cassonetti delle nostre città sono iscritte all'albo gestione ambientale, perché anch'esse devono essere soggetti autorizzati svolgendo un'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Senta segretario, i requisiti che bisogna che abbia un'impresa per fare questo tipo di lavoro e i tempi per essere a tutti gli effetti in regola e iniziare a lavorare. Prego. I requisiti sono molteplici, perché partiamo dai requisiti soggettivi in capo alla persona, quindi deve essere un'impresa iscritta al registro di imprese, quindi deve avere una sua forma, diciamo così, di pubblicità nei confronti dei terzi, sapere chi fa cosa. I requisiti ancora soggettivi devono essere in regola con la cosiddetta onorabilità, ossia non aver riportato condanne passate in giudicato. Fermo, segretario, mi piace tantissimo questo passaggio, lo ripeta per cortesia perché è importantissimo. Ho sentito una parola molto importante, devono avere... I requisiti di onorabilità, come di solito viene chiamata, no? Di non avere riportato condanne passate in giudicato per reati a norme di tutela ambientale o un'altra tipologia di reati dove complessivamente la pena detentiva non può aver superato un anno di tempo. Per reati ambientali solamente un giorno di detenzione fa sì che non ci sia più il requisito per iscrivere alla gestione ambientale. Attenzione che quando parliamo di reati sull'ambiente non è solamente l'abbandono del rifiuto, ma è anche tutto quell'ambiente intero a 360 gradi, quindi anche la violazione delle materie urbanistico-edilizie e quindi di fatto il depauperamento dell'ambiente comporta il fatto che il soggetto non possa essere iscritto alla gestione ambientale. Facciamo le verifiche sull'antimafia, devono essere ovviamente avessisi di nulla osta previsto dalle normative antimafia, piuttosto che in regola con i contributi previdenziali e assistenziali facendo le verifiche agli enti appositi. Oltre ai requisiti soggettivi ci sono poi requisiti tecnici, quindi a seconda dell'attività che viene svolta all'impresa, a seconda della tipologia di dimensione dell'impresa, vengono verificati i requisiti relativamente ai veicoli che ha in disponibilità, al personale, alla capacità finanziaria, perché l'albo vuole insomma, cioè la volontà del legislatore è che siano iscritte all'albo delle imprese che siano economicamente sostenibili, quindi delle imprese che siano solvibili e quindi che abbiano la capacità anche economico-finanziaria per poter svolgere determinate tipologie di servizi. In più, le imprese che gestiscono, trattano rifiuti pericolosi devono presentare anche una polizza fideiussoria a favore del Ministero dell'Ambiente e quindi dello Stato che va a coprire gli eventuali danni ambientali che dovessero essere creati dall'impresa con lo svolgimento della propria attività. Questa polizza fideiussoria
e a garanzia della collettività, andrebbe a coprire tutti i costi necessari al ripristino ambientale, all'eventuale bonifica, alla messa in sicurezza immediata per quanto riguarda gli eventuali sversamenti di rifiuti, e quindi è una garanzia a tutti gli effetti per il cittadino, per la collettività, per lo Stato. Adesso voglio sentire come commenta l'avvocato invece Lombardo, perché quello che ha detto il segretario Casadei fa capire in certo qual modo che nella carta è scritto tutto molto chiaro. Tu presenti tutto questo ben di Dio e sei a posto, ma poi la realtà è quella che sentiamo, o c'è qualcuno che riesce ad aggirare queste pratiche, queste norme, queste leggi, queste competenze? Perché mi sa che non è proprio tutto così roseo come si vorrebbe far credere. Non dico che sia il segretario Casadei, ma c'è qualcuno che è più furbo del solito, ed è un furbo anche molto protetto. Siamo un paese anche delle tangenti, se non sbaglio. Abbiamo vissuto delle tangenti qua nel mio Veneto, poi le più grandi d'Europa, e perciò posso anche dirlo. Sì, è vero che c'è tutta questa normativa, però c'è anche un'altra strada, che è la strada della tangente. Prego, avvocato. Beh, non penso che in questo ambito la questione tangente sia di per sé rilevante, nel senso che il sistema dei controlli formali che vi ha illustrato il segretario Casadei è certamente un primo argine, però di fatto se io faccio manifestare un prestanome come titolare di un'impresa, e quindi è un prestanome che ha un casellario giudiziale immacolato, poi in realtà dietro c'è un'altra persona, allora a quel punto il controllo formale viene superato, è lì dove il controllo deve essere concreto, che è l'unico modo per scoprire se c'è un traffico dietro. Certamente non sta all'ente albo gestori ambientali, ma stanno alle forze dell'ordine andare a fare questi controlli in concreto. O altri apparati dello Stato, pensiamo ad esempio all'Ispettorato del Lavoro, che dovrebbe svolgere una funzione importantissima, però ci dobbiamo chiedere quanti sono effettivamente gli ispettori che hanno la capacità e sono assunti per fare questo tipo di ruolo a livello provinciale, a livello regionale. È lì che poi dopo, a livello di numeri dei controlli in concreto, che viene a mancare una capillarità di tutele da parte dello Stato nei confronti dei cittadini, ma anche delle altre imprese, perché noi pensiamo sempre a un cittadino che è vittima di un'azione criminale, ma anche le altre imprese che di fatto vedono una realtà imprenditoriale non sana operare nel loro ambito economico, provocandogli un danno in primis le commesse. Sì, Quindi, però diciamo avvocato che... Lombardo, mi scusi, è vero che si diventa azienda, come ha spiegato molto bene Casadei, però poi questa azienda deve vincere anche l'appalto, e poi con l'appalto diventa i subappalti. Cioè in questo paese non si riesce mica a capire alla fine dove inizia il problema e dove termina, perché c'è un grigio che è pazzesco, ma i numeri sono numeri, l'ha detto anche lei. Tante imprese ma pochi numeri per i controlli. È inutile che ce la giriamo, tanti enti che dovrebbero controllare, ma ognuno passa il cerino perché non è di mia competenza. Alla fine arriva alle forze dell'ordine che non hanno né i numeri e delle volte neppure le competenze per farlo, e siamo sempre lì. Allora, prego. La questione dei subappalti a cascata è uno dei grandissimi problemi che noi abbiamo. Purtroppo negli ultimi anni le riforme della politica sono state quelle di aumentare a dismisura la possibilità di fare subappalti, che erano stati limitati a metà degli anni 2015-2016 con delle riforme normative che erano state fatte. Noi abbiamo un grande problema qui in Veneto, pensiamo a tutte le lavorazioni relative alle Olimpiadi Milano-Cortina. Stiamo parlando di moltissimi cantieri che di fatto non sono ancora partiti, con il tempo che sta passando, la manifestazione olimpica che si avvicina e la possibilità di poter fare delle assegnazioni dirette con un numero di subappalti molto forte. Ecco, questo è uno dei grossi problemi che noi abbiamo, perché di fatto questa situazione normativa e non solo rende penetrabile la presenza della criminalità e anche delle mafie nella realizzazione di queste opere pubbliche. Lo stesso problema si pone con il PNRR.
dove non abbiamo in questo momento una chiara trasparenza sui dati da parte delle pubbliche amministrazioni, e anche lì abbiamo a che fare con spesso delle assegnazioni dirette con subappalti a cascata. Pensiamo che non è uno dei unici settori in cui la mafia è presente, ma la fornitura di lavoratori in subappalto con caporalato è una delle pratiche dove le mafie, 'ndrangheta in particolare, sono maggiormente in grado di poter fornire questi strumenti illeciti a chi vuole guadagnare indegnamente sulle opere pubbliche. Allora, segretario Casadei, questo che dice anche l'avvocato Lombardo fa capire l'importanza di tenere le antenne alte anche di questi enti, anche voi, perché giustamente anche voi avete un onere molto importante, ecco, quando questi numeri di imprese arrivano e voi dovete anche verificare, ci vogliono dei requisiti, è vero, però le parole dell'avvocato Lombardo che ha iniziato questa risposta fanno capire che c'è molto da lavorare e molta attenzione da fare, ma se non avete i numeri come fate? Prego. Guardi, io credo che ogni albo, registro, ente, istituzione deve fare quello per cui è stata creata e quali sono le proprie competenze. L'albo ha cercato di fare il possibile per mettere la massima trasparenza delle imprese autorizzate, delle imprese iscritte all'albo gestori ambientali e quello che queste imprese possono fare. Questo l'abbiamo ottenuto tramite il sito nazionale dell'albo gestori ambientali, un sito web nel quale vengono stati pubblicato l'elenco che viene aggiornato ogni 24 ore, quindi quasi in tempo reale, diciamo ogni mezzanotte di ogni giorno viene aggiornato l'elenco delle imprese iscritte all'albo gestori ambientali. È possibile trovare quello che è l'indirizzo dell'impresa, quindi la sua località, ci sono delle chiavi di ricerca specifiche per impresa, per attività, per settore, per codice CER per rifiuto, perché ogni rifiuto è identificato da un codice europeo che ha uniformato la codifica dei rifiuti, quindi se io ho un particolare rifiuto di cui devo in qualche modo disfarmene, posso andare sul sito dell'albo gestori ambientali, interrogare l'elenco delle imprese iscritte, trovare per specifico rifiuto di cui ho bisogno, quelle che sono più vicine, più lontane, in base al contesto territoriale, e rivolgermi quindi a delle imprese che sono autorizzate. Questo strumento, il sito dell'albo gestori ambientali, che ha milioni di visualizzazioni ogni anno perché viene interpellato sia dal produttore del rifiuto che deve consegnarlo a soggetti che sono autorizzati, ma anche dall'impianto di destino del rifiuto che viene consegnato lo stesso materiale, di verificare anche loro che il soggetto che effettua il trasporto sia un soggetto effettivamente autorizzato. Questo nella massima trasparenza e nella possibilità che viene data a tutti i soggetti della filiera dei rifiuti, ma anche ai privati cittadini, di individuare i soggetti che possono trattare, possono gestire, possono raccogliere e trasportare quello specifico rifiuto. Chiaramente questo significa che io mi rivolgo a imprese autorizzate. L'albo non può intervenire nel momento in cui non ci siano dei comportamenti corretti da parte dei cittadini o da parte delle imprese nell'affidare magari rifiuti a imprese che non sono iscritte all'albo gestori ambientali. Ma lì parliamo di un'altra cosa, parliamo di un altro fenomeno sul quale noi come albo gestori ambientali non abbiamo la possibilità di intervenire. Avvocato Lombardo, ecco, come commenta le parole del segretario Casadei? Prego. Di fatto l'attività dell'albo, come lui vi ha illustrato, è un'attività a priori e che fornisce uno strumento. Ci sono moltissimi strumenti che vengono forniti o dovrebbero essere forniti alla forze dell'ordine e non solo. Sta poi a chi ha il compito di fare le verifiche in concreto e fare poi l'attività repressiva, realizzarla. Le attività di verifica dovrebbero essere tantissime in tantissimi campi, ed è qui che torniamo dal discorso iniziale da cui siamo partiti. Cioè, se noi abbiamo dei cittadini, delle società, delle associazioni che conoscono il fenomeno, la presenza criminale ad esempio in ambito ambientale, se vogliamo parlare, vedono che c'è una movimentazione di camion strana in orari strani in una determinata località,
una presenza di soggetti non usuale all'improvviso. Hanno gli strumenti per, se conoscono il problema, chiedersi: ma queste persone cosa stanno facendo? Perché c'è questo via vai di camion in un determinato luogo? Ma scusi, dove non avvocato dovrebbe Lombardo, esserci? ma perché si deve sempre scaricare sulle forze dell'ordine, che ne abbiamo pochissime, invece di cercare, ad esempio, anche come enti che abbiamo, di dare maggiore autorevolezza, maggiore responsabilità? Ma perché si deve scaricare sempre sulle forze dell'ordine, queste povere forze dell'ordine che devono fare tutto in tutto con gli uomini che hanno? Qua abbiamo un numero enorme di enti, di partecipate, poi ognuno passa il cerino, io arrivo fino qua, più in là non posso dare, e poi si va a finire alle forze dell'ordine e poi rimaniamo sempre là, perché non riescono a gestire il tutto. Non è che hanno troppo scaricato tutto sulle forze dell'ordine come anello finale, avvocato Lombardo? Allora guardi, finisco, perché in realtà io non stavo parlando di forze dell'ordine, stavo parlando di soggetti che abitano un determinato territorio, quindi che siano E quello l'abbiamo imprese, capito. che siano imprese, che siano cittadini, cioè nel momento in cui abbiamo una segnalazione qualificata da parte di un soggetto che vive in un determinato territorio, che poi questa segnalazione arrivi alla forza dell'ordine oppure a un ente di controllo o all'amministrazione comunale, cioè c'è bisogno, purtroppo, data la scarsità di risorse che vengono messe a disposizione delle varie realtà che devono fare i controlli, e la scarsità di numeri, c'è bisogno di questa alleanza tra cittadini, tra imprese, associazioni, pubbliche amministrazioni, che devono poter lavorare insieme nel presidio del proprio territorio. Perché laddove il criminale sa che una determinata attività economica è poco presidiata, allora io vado maggiormente a investire in quel tipo di attività criminale, perché diminuisce il rischio di essere scoperto e di essere sanzionato. Quindi è lì che noi dobbiamo lavorare in una sensibilizzazione di tutti questi soggetti, che devono essere poi in grado di potersi relazionare con un soggetto pubblico, che può essere anche l'albo gestore ambientali da un certo punto di vista, nel senso, noi abbiamo visto che c'è questa tipologia di situazione, chiediamo a voi magari potete essere... Ma lei è così sicuro che i cittadini abbiano questi numeri, o noi abbiamo solo il 112, il 113 e la polizia municipale? Per questo io ho invitato anche questa mattina il segretario Casadei, perché io sono convinta che a casa di questo albo gestori ambientali non lo conoscevano, non si sapeva che esiste, eppure è una realtà importante di verifica di imprese. Prego, avvocato. È importante l'attività che sta facendo oggi lei, perché di fatto c'è bisogno di diffondere sempre più la conoscenza delle situazioni e degli strumenti che sono a tutela dei cittadini e delle imprese. È vero che lo Stato si occupa tante volte di realizzare piccole attività e non dare una sistematicità. È vero che abbiamo una presenza non cosciente di tutta una serie di soggetti che noi dobbiamo cercare di mettere insieme, che è una delle attività che noi come Libera cerchiamo di fare, cerchiamo di creare rete tra i cittadini, le imprese, le società, per far sì che poi dopo tutti insieme si possa remare nella stessa direzione, perché lasciarsi prendere dallo sconforto non ha nessuna ricaduta effettiva nella società. Laddove noi riusciamo a poter arrivare a scoperchiare una situazione di malaffare, perché le persone sono coscienti di quello che succede, grazie anche a un'attività di conoscenza che viene fatta guardando questa trasmissione, leggendo dei libri, partecipando a dei dibattiti pubblici. Cioè, nel momento in cui noi riusciamo ad ampliare il bacino d'utenza dell'attività di conoscenza, aumentiamo poi la tutela del territorio. Molto chiaro, la ringrazio, avvocato Lombardo. Segretario Casadei, parliamo un po' anche di burocrazia. Questa burocrazia che sta soffocando, penso anche voi, ci sta soffocando tutti. Non è che aumenti la burocrazia proprio perché non c'è chiarezza, è difficile fare chiarezza e trasparenza su temi così delicati, visto anche i numeri che abbiamo, ecco, di personale, di forze dell'ordine e di tutte quelle persone che dovrebbero controllare, ma i numeri non ci sono. Prego, cosa dice Casadei? Guarda, intanto anch'io mi associo all'avvocato Lombardo nel ringraziarla di questa trasmissione, anche perché se lei stessa non sapeva
l'esistenza dell'albo gestori ambientali è un sistema di conoscenza dell'albo gestori stesso, delle attività che fa l'albo gestore ambientale. Tra l'altro basta digitare su qualsiasi motore di ricerca, si trovano tutti i riferimenti dell'albo, non solo della sezione Veneto, ma di tutte le sezioni d'Italia, nonché del Comitato Nazionale stesso presso il Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo ricevuto talvolta delle segnalazioni da parte dei cittadini e abbiamo avviato con gli organi competenti sul territorio di avvisare e fare per quanto riguarda le indagini, le verifiche necessarie sulla base della segnalazione che sono state fatte. Poi, Senta segretario, c'è un numero che possiamo dare in diretta questa mattina? Visto che abbiamo diversamente giovani che magari col web non sono tanto pratici? Sì, beh, guarda, noi abbiamo il call center dell'albo gestori, però generalmente le segnalazioni le riceviamo via mail, via PEC o anche semplice via mail, circostanziate con nome e cognome, per le segnalazioni anonime lei capirà che hanno un valore fino a un certo punto. Quindi noi abbiamo comunque l'albo gestori ambientali del Veneto, è l'unica sezione regionale d'Italia che ha istituito un call center apposito disponibile 24, non dico 24 su 24, ma comunque nel radio d'ufficio dove è possibile contattare gli operatori e eventualmente, se le linee sono occupate, si lascia il numero di telefono, si è richiamati entro le 12 ore successive. Dicevo, siamo gli unici che hanno istituito questo call center perché mi metto alla parte del cittadino, anch'io quando mi devo interfacciare con un altro ufficio pubblico, telefonare senza nessuno che ti risponde, rimanere lungo tempo in attesa e poi alla fine cade la linea è una cosa che non ci piaceva. Quindi abbiamo cercato di andare incontro nella nostra esperienza di cittadini come poteva essere un utente che si interfacciava con noi. Quindi guardi, noi abbiamo questo call center, le dico il numero, poi magari se potete farlo uscire in sovraimpressione vi ringrazio, che è lo 041 534 9940. Questo è il call center dell'albo. Lo ripete per cortesia, segretario? Sì, va bene, lo ripeto subito. Allora, non ero preparato alla sua domanda. Vede. È il bello della diretta, no? Non si dice sì, è proprio il bello della diretta, la mia trasmissione. 041 534 9940. Perfetto, quindi, lo manderemo anche in sovraimpressione anche nei prossimi giorni, perché ritengo che sia utilissimo questo numero. Prego, segretario. Poi per chiosare, quello che diceva l'avvocato Lombardo, noi guardi, sono ormai anni in collaborazione proprio con Libera, che facciamo delle attività con le scuole di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, sulle tematiche dell'economia ambientale, quindi dell'impresa imprenditoriale ambientale. Abbiamo sottoscritto un protocollo, anzi in realtà il protocollo è stato sottoscritto nel 2013 dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, dall'Associazione Libera, dall'Associazione Lega Ambiente e dall'Unione Camere Nazionale, proprio per creare questi percorsi, o tra gli altri, tra le finalità del protocollo, questi percorsi di educazione ambientale e economica alla legalità, con le imprese, con gli studenti, con la società civile. Dopo nel 2013 questo protocollo è scaduto, non è più stato rinnovato e noi come sezione del Veneto abbiamo voluto riavviare un percorso del 2018, sempre con Libera e con Unione Camere Regionale Veneto, di riattivazione di questo protocollo con tutta una serie di specifiche iniziative e attività. Quello che ci siamo rivolti principalmente è nei confronti del mondo delle scuole, perché nel mondo delle scuole noi troviamo i futuri imprenditori, e troviamo i figli già degli imprenditori che attualmente hanno delle loro attività. Parlare del mondo delle scuole come il futuro, i ragazzi non sono il nostro futuro, sono il nostro presente, questo dobbiamo capirlo con le loro testimonianze di attività specifiche per quanto riguarda l'attenzione alla tutela ambientale. Friday for Future è stato un bellissimo movimento dove i ragazzi cominciano la consapevolezza del cambiamento, forse il cambiamento climatico, il clima è già cambiato. Non sappiamo fino a dove proseguirà questo cambiamento e quindi deve pensare che noi cerchiamo di seminare un po' quel semine dell'attenzione, della compartecipazione sociale di ogni singolo cittadino su quelle che sono le attività, le ipotetiche attività che possono essere criminali del nostro territorio, perché è un bene comune che interessa a tutti.
Quindi abbiamo iniziato 5 anni fa, così quasi per gioco, per scherzo, con 2 istituti scolastici e 2 classi. Quest'anno siamo arrivati a 29 istituti scolastici del Veneto, 130 classi. Noi formiamo oltre 2000 studenti ogni anno sulle tematiche della criminalità organizzata dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista dell'economia, affrontando quei temi scomodi che nessuno vuole affrontare, usura, racket, gestione di rifiuti non corretta, tutela ambientale, rispetto alle regole, che si inizia anche con solamente non buttare la cartina per terra, ma negli appositi contenitori. Se noi cominciamo ad un'educazione fin dalle future generazioni, sono convinto che allora certi fenomeni, certe percezioni, certi interventi verranno più naturali, sapremo anche con chi interfacciarsi e quali sono i nostri interlocutori, perché certi danni ambientali non sono risolvibili. Guardi segretario, io sono veramente contenta di averla ospite questa mattina, perché io è la prima volta che sento questo, che voi entrate nelle scuole, non so perché o non so per quale motivo io non lo sapessi, però è la prima volta che sento e penso che sia fondamentale, perché è là che si parte, è da là che dai nostri giovani, dai nostri ragazzi, che forse se li intrighiamo con questi anche interventi all'interno delle scuole, forse riusciremo ad avere nel futuro, nel presente ci siamo, ma nel futuro dei bravi ragazzi, dei bravi uomini, delle brave donne che si comportano in maniera corretta. Ecco, mi fa piacere averla sentita, per la prima volta che lo sento, che voi entrate nelle scuole a fare anche questo, e penso sia un ottimo lavoro che state facendo. Avete capito quante cose riusciamo a capire questa mattina in questa trasmissione? Allora, avvocato Lombardo, cos'è che la preoccupa di più invece di questi giovani che vogliono essere più intrigati, vogliono diventare anche un po' protagonisti? Abbiamo sentito il segretario Casadei dove ha citato delle associazioni importanti che tutti i giorni e tutti i fine settimana si mettono anche in comunità per fare veramente pulizia nella comunità, e sono giovani, quasi sempre sono giovani, ma ho visto anche bambini molto intrigati e sono molto attenti a quello che si racconta, perché è là che bisogna iniziare. Però c'è una burocrazia incredibile anche per entrare nelle scuole, non sempre è facile. Prego, avvocato. Che non sia facile entrare nelle scuole, questo certamente. Diciamo che noi però come associazione abbiamo una sorta di riconoscimento, abbiamo un riconoscimento anche davanti al MIUR, ex MIUR che adesso non si chiama più MIUR, scusate, insieme quindi anche con l'Albo Gestore Ambientale del Veneto e Union Camere del Veneto siamo da anni che stiamo facendo questi percorsi. Ma noi andiamo anche come Libera a fare delle attività con gli studenti delle elementari e delle medie, quindi di fatto partiamo anche molto prima. Siamo riusciti a portare dei ragazzi e dei bambini a visitare dei beni confiscati alle mafie. Abbiamo portato degli studenti universitari e degli studenti delle scuole superiori a seguire i processi penali per mafia in Veneto, quindi diciamo che le attività che noi riusciamo a fare sono anche variegate. Fermo avvocato, come sono questi ragazzi? Ecco, cosa vedete quando portate questi ragazzi a toccare con mano quella che è la realtà? Una realtà anche delicata, anche difficile a volte da capire, però voi li portate. Come si comportano questi ragazzi? Cosa vi dicono? Allora, diciamo che all'inizio c'è un po' di difficoltà ad affrontare questi temi, proprio perché spesso non hanno tutti gli strumenti per iniziare ad affrontare le tematiche. Sono cose di cui in famiglia non si parla, a scuola si parla, ma in ambito molto diluito, e quindi all'inizio vediamo una loro difficoltà nell'affrontare questi temi, ma poi andando avanti con l'incontro, con gli incontri, vediamo una consapevolezza che inizia a radicarsi in loro, e la consapevolezza è il primo passaggio per poi rendersi protagonisti. Noi abbiamo dei ragazzi che da incontri che hanno fatto poi hanno sviluppato delle vere e proprie attività extrascolastiche o anche lavorative, cioè abbiamo ragazzi che hanno deciso di improntare la loro attività lavorativa futura nella trattazione di questi temi, quindi di fatto diamo loro una possibilità di scelta, di essere protagonisti nei loro territori, nelle loro città, di poter andare a fare delle domande, perché se uno non si pone neanche la questione di poter fare delle domande, parte già
azzoppato, ma invece loro hanno la possibilità di intervenire, di parlare con la politica locale, parlare in famiglia, parlare con il mondo delle imprese e iniziare a chiedere conto di quella che è la loro situazione e di come si può fare per risolverla. Qua è il no, cioè voi cosa rispondete? Come si può fare per risolverla? Perché è importante questa risposta, perché loro chiedono il perché. Cosa posso fare io per risolvere questa situazione? Come mi devo comportare? Ecco, cosa sentite? E cosa, secondo lei, che idea si è fatto di questi ragazzi? Noi diamo degli strumenti per poter far sì che loro possano portare avanti delle loro battaglie sociali se lo vorranno, perché spesso questo tipo di temi sono poco affrontati anche a livello territoriale e locale, perché non c'è nessuno che si fa carico di portare questa questione con forza e con autorevolezza all'interno dei territori. Ma nel momento in cui ti spiego come tu ti puoi confrontare con l'amministrazione comunale, che tipo di domande puoi fare, come puoi fare accesso civico agli atti pubblici per vedere se l'attività amministrativa in questo ambito si sta sviluppando bene, tu di fatto inizi ad essere un contraddittore necessario con quel tipo di politica, con quel tipo di amministrazione, con quel tipo di realtà imprenditoriali. E nel momento in cui tu ti sai qualificare come soggetto autorevole, perché sei un comitato, perché sei un gruppo studentesco, perché sei un'associazione locale territoriale, a quel punto tu di fatto puoi esercitare un'attività politica nel senso di cura della cosa pubblica, perché sei un soggetto che non può essere messo da parte. Quindi nel momento in cui io mi rendo conto, ad esempio, che in un determinato territorio mancano dei servizi essenziali, io ho la possibilità di andare a chiedere conto e di entrare nel dibattito pubblico anche se ho 18, 17, 16 anni. Consideri che, ad esempio, è un comune dell'Emilia è stato sciolto per mafia anche grazie all'attività di 15, 16, 17 anni che hanno iniziato a fare delle domande e a documentare quello che succedeva in quel territorio, e da un'attività di studio che hanno fatto loro in quel territorio ne è nato un dibattito pubblico che poi è stato portato anche all'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno iniziato o continuato l'attività di indagini e si è arrivati a uno scioglimento di un comune per mafia, tutto partendo ad esempio anche dall'azione di singoli cittadini, studenti che si erano informati e hanno deciso di diventare protagonisti del loro territorio. Avete capito come funziona? Tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, indipendentemente dall'età e dal ruolo che abbiamo. Se tutti facciamo la nostra parte, riusciamo anche noi a sconfiggere qualcosa che è veramente un qualcosa che preoccupa, che sono le mafie. Allora andiamo a vedere la criminalità, andiamo a vedere questo servizio, andiamo a Venezia, criminalità a Marghera, e poi lo commentiamo. Andiamo a sentire e a vedere. Qua ormai stiamo degenerando, mi hanno segnalato in via Generale Cantore, hanno spaccato delle auto, dei furgoni. Una serie di furti su vetture parcheggiate a Marghera stanno esasperando residenti e lavoratori. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio che ha notato diverse auto con almeno un finestrino infranto. Le vittime, principalmente lavoratori pendolari, hanno scoperto la spiacevole sorpresa all'inizio della loro giornata lavorativa. Qui è diventata una cosa impossibile parcheggiare i mezzi. Me già 2 volte che mi spaccano il vetro del furgone, mi hanno portato via l'attrezzatura, ma la prima volta una valuta di quasi 3.800 euro, la seconda volta 4.800, più si sono portati via la scheda, quella carburante e quella dell'autostrada. Io non ne posso più. La polizia è ora impegnata nella caccia dei ladri, sperando che eventuali testimoni possano fornire informazioni utili o che le telecamere di sorveglianza della zona possano aver registrato immagini cruciali per le indagini. Dovrebbero almeno girare le pattuglie di notte a vedere se qualcuno comincia a mettere mano nelle macchine, perché non solo i furgoni, pure i vetri delle macchine rompono. Ormai qui è diventato impossibile a starci. È una cosa veramente allucinante. Abbiamo coinvolto i cittadini che non ne possono più di questo comportamento, veramente da quando escono al mattino a quando vanno a casa alla sera se ne vede di tutti i colori. Io ho la fortuna di vivere
in una città, e lo devo dire, Treviso è una città tranquilla. Si parlava proprio con una tassista che avevo ospite proprio poco tempo fa, ma soprattutto l'altra sera ero con un criminologo che per la prima volta veniva a Treviso e ha fatto i complimenti, era sera, ecco, però se faccio pochi chilometri e veramente, avvocato, lei sa benissimo dove mi riferisco, non è così semplice, ecco, c'è il nemico dietro l'angolo ogni passo che fai, questo cittadino che però ha anche paura, ecco la paura, avvocato Lombardo, quanto gioca la paura di metterti in mostra, di fare anche, di evidenziare qualcosa che non va bene, che tu vedi, perché c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, avvocato Lombardo, è un nord che ha veramente paura, il mio vo combatta perché ho paura. Ecco, come funziona adesso? I giovani devono cambiare e bisogna iniziare dai ragazzini, hai fatto un lavoro veramente incommiabile e veramente grazie, avvocato Lombardo, prego. Microfono. Anche noi in questa società abbiamo dei fenomeni di omertà purtroppo diffusa e l'omertà spesso deriva da un lato paura e dall'altro forse da poco senso civico. Questo però i ragazzi non ce l'hanno, cioè i ragazzi sono persone franche che crescono con dei valori e non hanno nessun problema a rivendicarli. Spesso trovano invece un muro di gomma negli adulti in cui dicono ma no, non ti intrigare, non sono fatti tuoi. Noi dobbiamo scardinare questo modo di pensare, che è un modo di pensare che di fatto è deleterio. E soprattutto le forze dell'ordine hanno necessità di avere un'interlocuzione con i cittadini, quindi chi vede qualcosa ha il diritto e l'obbligo sociale di andare a raccontarlo, perché di fatto noi tuteliamo noi stessi tutelando il territorio dove siamo. Però il cittadino non è abbastanza consapevole, come ha detto lei, di queste potenti mafie che arrivano sotto false vesti. E come fai a sapere che questa azienda che vince l'appalto poi ha odore di mafia? Qui siete voi che siete, cioè il cittadino non può sapere questo, può fare poco. Chi è che dovrebbe invece fare questo? Secondo lei, avvocato Lombardo, fare molta attenzione, perché lei ha citato i giochi olimpici, non sono cose da poco, sono milioni, milioni e milioni che girano e sappiamo benissimo che le mafie arrivano dove ci sono i soldi, dove c'è il benessere, dove c'è l'industria. Ecco, cos'è che vi spaventa di più? Perché abbiamo sentito i controlli non è che siano così numerosi. Prego. Allora, da un lato non è sempre vero che il cittadino non si rende conto di avere a che fare con un soggetto criminale anche mafioso, perché in alcune circostanze, anche in Veneto, il mafioso si è qualificato come tale nell'interlocuzione col cittadino. E quindi noi abbiamo purtroppo molti casi di cittadini che sono stati intimiditi manifestamente da mafiosi e, capendo che loro erano mafiosi, hanno deciso di non andare a denunciare. Questo è uno dei problemi, perché di fatto la capacità di intimidazione che un gruppo criminale mafioso attua lo aiuta a continuare a penetrare ancora di più nel tessuto sociale e di realizzare denaro alle spalle di tutti. Dall'altra, la questione ad esempio dei lavori sulla Olimpiadi di Milano Cortina, ci sono delle realtà di cittadini, di associazioni che sono molto interessate a un contrasto sociale alle mafie, con le quali abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione e anche di richiesta di strumenti per poter fare dei controlli come singoli cittadini, non controlli, non ronde, non controlli nei cantieri, ma dare un aiuto a livello concreto anche alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti. Ecco, questa è un'attività che alcune realtà territoriali vogliono fare, si stanno organizzando per fare. Ovviamente c'è necessità di un accoglimento di questo tipo di richieste da parte delle pubbliche amministrazioni, perché se la pubblica amministrazione non ti riconosce come soggetto, dovendolo comunque fare, è là che si crea un'ulteriore penalizzazione per chi in un territorio vuole essere protagonista antimafia ma non può esserlo. È vero che l'azione delle mafie spesso è sotto traccia, però come dicevo prima, in alcuni momenti
si manifestano come tali. Ecco, noi dobbiamo far sì che chi vede il momento in cui loro si manifestano come tali sia consapevole e sia in grado di poter fare dei passaggi anche non direttamente ma indirettamente alla denuncia. Allora l'appello che vuole fare l'avvocato Lombardo è quello di non avere paura ma di fare la segnalazione. Prego, avvocato. Sì, esattamente. Se poi uno si rende conto di una situazione di concreta presenza di criminalità o anche ipotetica, non deve necessariamente soltanto andare a parlare con le forze dell'ordine, ma ci sono tutta una serie di attori sociali che possono essere in grado di ascoltare questa sua richiesta e eventualmente accompagnarlo a una denuncia. Quindi il cittadino non è lasciato solo, ha la possibilità di guardarsi attorno, di capire le persone e i soggetti seri con cui interfacciarsi, ai quali chiedere gratuitamente una mano per arrivare a una segnalazione concreta. Grazie all'avvocato Marco Lombardo, referente regionale Libera Veneto, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta invece Marco Casadei, segretario Albo Gestori Ambientali Sezione Veneto, che questa mattina abbiamo conosciuto. Prego segretario, come ci saluta e che appello vuole fare anche lei? Io la ringrazio dell'opportunità che ci ha dato. Quello che dico è che è quello che ogni giorno che noi entriamo nelle scuole, dico anche ai professori che fanno un lavoro egregio, che le proposte di formazione che noi facciamo, sì, fanno bene gli studenti, ma fanno bene anche gli adulti, perché anche gli adulti, come abbiamo capito dall'avvocato Lombardo, certe dinamiche, certe pratiche, certe manifestazioni non le conosciamo, non siamo abituati a conoscerle, pensiamo sempre che siano confinanti in altre realtà, in realtà sono anche da noi, seppur si manifestano in modalità differenti. Anzi, io la inviterei, se lei avesse tempo, una mattina, noi abbiamo altri 5 appuntamenti proprio in provincia di Treviso con le scuole da qui al 19 di aprile, mi piacerebbe che lei venisse e potesse vedere le proposte che noi facciamo ai ragazzi, perché ripeto, fa parte di un bagaglio culturale che ognuno di noi dovrebbe avere. Quindi se io vuole l'aspetto, purtroppo non posso, segretario, ma posso mandare qualcuno, lei mandi la mail, perché lo trovo molto interessante anche vedere questi ragazzi nelle scuole molto intrigati da quello che racconta, ecco, quello che raccontate voi. Prego segretario. Ben volentieri, quindi quando volete ci contattate, noi vediamo il calendario e sarete nostri ospiti a questi eventi. Molto gentile, grazie sicuramente. Salutiamo anche Marco Casadei, segretario Albo Gestori Ambientali Sezione Veneto. Buona Pasqua a tutte e due, grazie e pubblicità. Lo scorso anno abbiamo proprio indetto un concorso di idee per tutte le scuole superiori di Treviso proprio per trattare questo tema. La cosa importante e interessante è stato incontrare tutti gli studenti prima delle realizzazioni di questo cortometraggio. Abbiamo fatto tutta una serie di incontri nelle classi e abbiamo trattato questo tema soprattutto per sentire il loro punto di vista. Quello che si vede nel cortometraggio, quello che abbiamo visto, è proprio la sintesi di quello che è emerso dalla relazione con loro. Inizialmente si vede il gruppo di ragazzi insieme. Loro hanno manifestato proprio questo: quando siamo in gruppo la nostra identità personale si perde con quella del gruppo. Il gruppo diventa un'entità. Molte volte, e questo l'hanno riconosciuto loro, ne hanno consapevolezza, è difficile pensare con la nostra testa perché siamo giudicati dal gruppo, e qui loro hanno voluto metterlo, hanno proprio inserito questo. Hanno inserito nel gruppo, avete visto, un leader che era l'unico ragazzo che aveva la patente, che aveva la macchina, che li ha accompagnati, che era un leader negativo in questo senso, un leader che li giudicava e li condannava se loro esprimevano la loro idea. Hanno voluto però mettere anche la relazione con la famiglia.
l'hanno fatto emergere loro questo, cioè hanno detto sì, a noi piacerebbe essere sostenuti dalla famiglia, avere il coraggio di dire abbiamo sbagliato e sentire che la famiglia c'è. In questo caso hanno fatto in modo che il papà venisse a prendere uno dei ragazzi che aveva chiesto aiuto. Non per tutti è così. Quello che hanno espresso nella classe è stato proprio questo. Alcuni hanno detto sì, io sono sicura che se chiamo a casa prendo una sgridata però arriva qualcuno, per altri non è così. Se io chiamo non ricevo risposta. Quindi hanno voluto segnalare anche questo. Poi abbiamo lavorato anche sulla percezione del rischio e del limite, quello che si vede sul ragazzo che guida, che ha la patente, che non aveva la percezione minima di quello che poteva succedere, perché abbiamo toccato con mano che in loro, quindi giovani con ideali di supereroi, si sentono invulnerabili. Non hanno la percezione di quella che è la pericolosità che c'è e anche nella condotta che possono avere non rispettando le regole. Un altro punto è quello della responsabilità. Abbiamo lavorato su questo così che loro abbiano potuto avere la consapevolezza, perché il sottotitolo di quel cortometraggio è una frase che è emersa nella classe: il mio mondo lo gestisco io. Loro sono partiti da questa base. Abbiamo lavorato perché si potesse sentire che invece loro sono responsabili per loro stessi, ma non solo. Sono responsabili per chi hanno con loro, nel caso di chi guida l'auto, sono responsabili di chi invece possono incontrare nella strada e scontrarsi, che sta andando per la strada tranquillamente e che si imbatte in una macchina che magari perde il controllo. Sono responsabili per la propria famiglia che li aspetta a casa. Questo abbiamo potuto vederlo con loro e quindi hanno sentito di dire siamo responsabili anche per le famiglie degli altri che sono coinvolti nell'incidente stradale. Ecco, tutto questo è arrivato con un percorso piuttosto lungo, è durato un anno, l'anno scorso abbiamo fatto parecchi incontri e poi è arrivato alla realizzazione di questo e loro si sono fatti portavoce della prevenzione, hanno sentito di dover dire qualcosa. E adesso andiamo a Siena dove c'è il dottor Marco Guidarini, presidente Associazioni Motociclisti Incolumi. Grazie dottore di essere tornato con noi. Buongiorno. Perché veramente non ne possiamo più. Lei poi toccherà di persona tutti i giorni cosa vuol dire incidente stradale, molti motociclisti, adesso si apre la bella stagione. Abbiamo sentito prima Gigi Pirollo che guida sicura con l'ACI, insegna a guidare, dice questi ragazzi non sono preparati, bisogna prepararli di più. Cosa ci dice dottor Guidarini? Abbiamo appena sentito la dottoressa Rebecca Zanchetta della Polizia Municipale di Treviso, stiamo cercando di fare squadra il più possibile per far capire l'importanza della serietà quando guidi, indipendentemente dalla macchina, dalla motocicletta, dal motorino, dal monopattino, dalla bicicletta, dal pedone. Prego dottor Guidarini. Buongiorno a tutti, certamente la sicurezza si raggiunge con una collaborazione, uno spirito di team appunto tra forze dell'ordine, amministrazioni, istruttori, che secondo me è un patrimonio nazionale incredibile. Tanti piloti magari che hanno smesso di gareggiare oppure istruttori delle autoscuole hanno un bagaglio culturale, un patrimonio enorme. Io vedo, anche noi facciamo i corsi di pilotaggio in pista e su strada, che purtroppo ma non sono solo i giovani, anche tanti adulti, se si trasmette un concetto in modo costruttivo, in modo anche con l'entusiasmo, e l'entusiasmo del motociclista lo percepiscono subito, lo recepiscono molto meglio. E quindi trasmettere delle esperienze che sia come pilota che come medico traumatologo per me è un piacere trasmetterle, perché il motociclismo è un ambiente meraviglioso. Io dico che la moto è il più divertente ventilatore che abbiano mai inventato, e trasmettere le esperienze che magari io per
anche per fortuna, per l'angelo custode me la son cavata, ma io mi sento di trasmetterla agli altri per fare in modo che altri non si trovino in situazioni drammatiche. Quindi assolutamente, come avviene in aeronautica l'istruttore pilota ha un ruolo fondamentale. Quindi trasmettere queste cose, ma trasmetterlo anche, diciamo, appunto, proprio per lo spirito di team. È importantissimo che anche le amministrazioni recepiscono certi concetti, che è il concetto di ostacolo fisso. Io mi batto da tanti anni, da 20 anni, contro i guardrail ghigliottina, che per i motociclisti, ma anche per gli scooteristi e i ciclisti, sono delle autentiche lame taglienti a bordo della strada. Allora, oggi in tutti i paesi d'Europa, noi siamo gli ultimi in Europa, è una vergogna che non si recepiscono questi concetti di ergonomia, vengono messi guardrail anche dove c'è il campo di grano e chiunque lo può constatare, oppure lampioni. Io dico, un lampione ha lo stesso costo per l'amministrazione, ma tra metterlo all'esterno della curva e all'interno della curva ha una differenza di sicurezza enorme. Un muretto a spigolo, una caditoia, io ho rilevato tanti incidenti mortali per delle caditoie messe incoscientemente all'esterno della curva. Quello che uccide non è la velocità è una causa di incidente, quello che uccide è l'impatto contro un ostacolo fisso. Lo dimostra il fatto che in pista si cade a 350 all'ora e non si incontrano ostacoli fissi. Nella maggior parte dei casi le cadute si risolvono con nulla di fatto. Questo non vuol dire che per le strade si debba andare a 300 all'ora, ben inteso, però è importante controllare la velocità. Se uno va forte è anche giusto ritirargli i punti della patente, ma non va decapitato con un guardrail ghigliottina. Quindi ecco, l'impatto contro un ostacolo fisso, spesso a 60-70 all'ora, uccide. Ricordiamoci che 40 km/h in fisica sono 11 metri al secondo. Impattare contro un muretto all'esterno della curva, un lampione o un guardrail senza protezione inferiore non lascia possibilità di salvezza. Quindi lo dico a tutti i motociclisti: casco, paraschiena, prudenza, distanza di sicurezza dagli altri veicoli e prudenza, soprattutto nei primi mesi in cui si riprende la moto, che non c'è ancora il controllo propriocettivo che abbiamo poi a agosto. Io ad esempio la moto la uso tutto l'anno, ma molte persone la ritirano fuori a primavera, e è il periodo di massimo rischio per i motociclisti, perché si sentono la voglia di andare in moto, l'entusiasmo, le strade sono pessime e il controllo propriocettivo del polso e delle due dita anteriore che servono per frenare col freno anteriore soprattutto, non è ancora, non ha ripreso la padronanza al 100%. Quindi ben venga la collaborazione con le istituzioni, polizia locale, scuole guida. Io consiglio sempre alle scuole guida di portare i ragazzi anche in qualche spazio aperto, fargli capire che cos'è la frenata, insegnare freno posteriore e freno anteriore, che è importantissimo. Però ecco, la collaborazione va fatta anche recependo il concetto di ostacolo fisso. In pista, negli autodromi, questo qui è stato scoperto da Giacomo Agostini 50 anni fa, quando eliminò il Tourist Trophy, e da allora le velocità sono raddoppiate, i morti sono ridotti di 1/10. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Uomo, macchina, ambiente. Le automobili e le motociclette hanno fatto dei progressi enormi, anche di potenza ma anche di sicurezza. Bisogna lavorare sull'uomo e sull'ambiente. Molto chiaro, dottor Guidarini. Allora andiamo a sentire cosa ha detto a questo convegno importante Strada Amica che abbiamo organizzato all'ippodromo di Treviso grazie alla collaborazione di tantissime associazioni, di questi genitori che hanno perso i loro figli in incidenti stradali. Cosa ha detto Gigi Pirollo nella seconda parte che vedremo proprio in merito alla guida sicura. È un insegnante dell'ACI Guida Sicura, però lo vedo molto preoccupato perché dice che non sanno guidare anche quando hanno la patente. Andiamo a sentire. Noi facciamo dei corsi che, vi dico la sincera verità, tipo questo che facciamo a Belluno, provincia di Belluno. Facciamo un'accelerata e mettiamo un birillo alla fine. Gli diciamo bene, perché dobbiamo simulare un ostacolo. Bene, avevo detto su 98, 99, 90, ecco, 90 che schiacciano non il freno e poi la frizione, schiacciano la frizione, quindi andiamo, non rallentiamo. Mettiamo delle curve contro curve e mi dicono, girano il volante, praticamente non fanno scorrere il volante.
significa che questi qua, quando vanno a scuola guida, non imparano nulla. Cioè, gli chiedo, scusate, ma che la frizione, ma è possibile che schiacciate la frizione prima e dopo il freno? Io a scuola guida mi hanno insegnato così. Madonna. Simuliamo un tornante, arrivano giù la frizione. E perché? Perché siamo nel tornante. Ma che cosa vuol dire? Perché siamo nel tornante? Allora, capite quello che dico io? Cioè, manca l'educazione, cioè è come se dobbiamo creare un edificio enorme e mancano le fondamenta. Allora, ha detto giustamente la dottoressa Rebecca, ma iniziamo con le scuole elementari, passiamo alle scuole medie, passiamo alle scuole superiori. Allora, se abbiamo dei ragazzini che non sono educati nel senso, io spiegavo prima, quando spiego a 200 ragazzi, che chiedo massima attenzione perché sto facendo il bene loro, non il mio, giusto? Perché se dopo succede un incidente, visto quello che è successo, ma noi mostriamo dei video che fanno paura veramente, mi sto male io per loro. Bene, spiego e questi hanno il telefonino e giocano col telefonino. Secondo voi educazione è questa? No. Allora, che cosa dobbiamo fare in quei casi là? Li prendo, gli dico le ultime 3 parole che ho detto, per favore. Non sei attento, fuori. Fuori, fuori, perché disturbi gli altri. Mi hanno detto che non è corretto dire queste cose, invece per me è educazione, è la formazione. Noi della nostra età, perché io sono vecchio, ma ci facevano un mazzo così i nostri genitori. L'educazione è la base di tutto. È difficile dire perché dopo sono successi incidenti che non era colpa vostra perché la signora trova l'ubriaco che gli viene dentro. Ma ragazzi, ma allora se non si può bere, anche a me piacerebbe bere un bicchiere, ma lo bevo se sono a casa e non mi muovo. Non bevo, zero. Perché se succede, forse non hanno capito che se vengono beccati e succede l'incidente, la patente la vedono dopo 1000 anni, giusto? Insomma, qualche anno sì, troppo poco, giustamente, hai detto giusto, troppo poco. Ma quello che intendo dire io è la sicurezza sui ragazzi bisogna prenderla agli inizi, cioè andare alle scuole medie, insegnargli alle scuole medie. Io ho dei ragazzini di 13-14 anni, li facciamo girare in circuito e gli insegniamo come frenare, ma quelli imparano prima dei ragazzi di 18, tanto per dire. E poi gli insegniamo l'educazione stradale, cosa che deve essere fatta. Invece gli esami alle patenti non è che fanno quello, cioè ti bocciano, ma tanto sappiamo come succede, cosa succede. Ma se noi partiamo tutti, dico tutti, a insegnare in una determinata maniera, non dico che risolviamo il problema perché è irrisolvibile, questo ve lo dico, è irrisolvibile, però magari cerchiamo di diminuire quelli che sono gli incidenti. Se bevono, giustamente, io se ho i miei figli ho detto, se bevete per caso e siete insieme, state a casa, oppure chiamatevi, mettetevi insieme, uno che non beva, guida lui, però dopo troviamo l'altro imbecille che viene, che ha bevuto e viene incontro e succede il disastro. Quindi c'è anche fortuna nella vita, perché la signora che ha trovato il figlio, quello lì bastava 2 metri più in là, non succedeva nulla, quindi ci vuole anche, scusate il termine, culo nella vita, ecco. Dottor Guidarini, come commenta queste parole, queste osservazioni, queste riflessioni, queste critiche di Gigi Pirollo? Prego. Sono assolutamente in linea, infatti quello che dicevo, bisogna agire con l'educazione, con l'istruzione, con la cultura e l'educazione, quello che diceva appunto Gigi, siamo perfettamente d'accordo. Infatti è una persona che evidentemente ha tanta esperienza di guida, ha piacere, e si sente dalle parole, di trasmettere queste esperienze. È un patrimonio, come a me quando il primario di ortopedia mi trasmetteva quello che lui aveva imparato nella vita, lo faceva con passione e io lo faccio altrettanto. Pirollo fa la stessa cosa. Noi non ci danno la possibilità, secondo me, di fare dei corsi per trasmettere questo bagaglio di esperienza, che ben inteso certe volte ci vuole anche anni e anni, perché io diciamo
tante volte quando sommi le botte, come diceva giustamente, di fortuna, di culo, poi dopo le analizzi, se hai capacità di analizzarle e dici porco cane, questa dinamica mi poteva portare a delle conseguenze ben più gravi, vanno trasmesse. Io mi sono fatto un elenco in casa di dinamiche che ho vissuto io e che per fortuna non sono state drammatiche per me, e le ritrasmetto sia in moto che anche in macchina. Ora non sto a elencarle, ma sono una decina. Gli incidenti stradali non sono 10.000 dinamiche a rischio, sono 10 dinamiche che si ripetono migliaia di volte. Quindi 10 dinamiche, quelle principali, dico, sia in moto che in macchina, sono 10 dinamiche. Sbaglio delle traiettorie di curva, ecco, anche questo è importantissimo. Tanta gente con la moto stringe la curva troppo presto e poi si trova all'esterno, va a frenare, si impaurisce magari perché vede il veicolo in senso contrario, va a frenare solo col freno anteriore, che è sbagliatissimo, si frena col freno posteriore e col freno anteriore. Quindi frenando col freno anteriore va via la ruota davanti, c'è una caduta low side e si finisce nella corsia controlaterale oppure contro il guardrail all'esterno della strada. Queste sono dinamiche che, facendo le traiettorie di sicurezza, quindi larghe, e poi si va a chiudere la curva ai 2/3 del punto di corda, si evitano. Imparando a frenare col freno posteriore si evitano, e questo vuol dire salvare un buon 50% delle cadute. Poi chiaramente casco e paraschiena, come raccomandiamo sempre noi ai corsi di pilotaggio, anche nella guida su strada, anche facendo pochi chilometri, vai a fare la girata con la fidanzata, fatelo mettere anche alla fidanzata. Casco integrale e paraschiena è sempre una protezione in più, e questo aiuta a prevenire delle lesioni. E poi tanta istruzione, come giustamente diceva Pirolo, l'aeronautica insegna, ma anche la medicina. La medicina, se c'hai una buona scuola diventi un buon medico, se la laurea la prendi in un posto dove te la regalano è molto molto più improbabile che tu diventi un buon medico. Non so se siete d'accordo. Ma secondo lei, eppure le linee guida le date, nel senso che si sa cosa si dovrebbe fare come educazione stradale, iniziare dai bambini che poi diventano ragazzi, che poi diventano adulti e prenderanno la patente. Ma perché non si fa? Ma perché non impieghiamo le forze, come dice lei, che abbiamo? Perché non è che non le abbiamo. Questi istruttori bravi, competenti, li abbiamo. Ma non è che li possiamo vedere una volta all'anno e avere la fortuna di incontrarli. È questo che non si riesce a capire. Prego, dottore. E questo è il punto. Infatti bisognerebbe che anche il Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture desse più spazio a una miriade, a un know-how incredibile, a tanta gente, istruttori, ex piloti. Io vedo un pilota sia in attività, sia un pilota che ha smesso di correre, un pilota di moto, di macchine, un pilota di rally, hanno un bagaglio culturale enorme, potrebbe salvare tante vite. Io dico, certe volte dico a dei piloti, a miei colleghi, perché anch'io faccio un campionato italiano, si chiama Civ Classic, e dico che tanti colleghi che sono piloti non hanno una laurea, ma possono fare un lavoro ancora più importante di un neurochirurgo, perché aiutano con la loro esperienza a prevenire un incidente e quindi evitare che un neurochirurgo debba mettere mano sul tessuto cerebrale o sulla colonna vertebrale. Non so se mi sono spiegato, perché tanta cultura, come c'ha Pirollo, che hanno tanti istruttori, come c'hanno anche della polizia municipale, soprattutto se uno va in moto, la deve trasmettere. E secondo me bisogna anche far leva però e fare pressione sulle amministrazioni affinché sviluppino il concetto di ergonomia. Ergonomia vuol dire rendere le strade friendly, cioè che prevedano l'errore umano. Qualsiasi sistema intelligente in aeronautica, in medicina, deve prevedere l'errore umano, perché l'errore umano è inevitabile, si riduce, si può ridurre, ma il rischio zero non esiste. Però se quanti incidenti io ho analizzato, ma anche voi, se avete spirito di osservazione, potete analizzare e vedete che a 50, 60, 70 km/h la persona si perde la vita per colpa di un lampione che poteva non esserci, o di un segnale di pericolo generico dove il pericolo è il palo. L'unico pericolo è il palo, perché c'era il campo di grano. Non so se... No, ha fatto bene anche a spiegarlo, perché è così. In effetti noi, dottor Guidarini, la inviteremo il prossimo convegno che faremo proprio sulla guida sicura
dove ci sarà anche Gigi Pirollo, ma non solo, ci saranno le amministrazioni e soprattutto le associazioni che si sono messe assieme. Perché sa cosa penso, dottor Guidarini? Che siamo in tanti ma tutti divisi, ognuno ha la sua associazione, si fa la propria cosa, alla fine della giornata si chiude il sipario e fine là. Se noi invece ci mettiamo assieme, perché in politica contano i numeri, sei ascoltato in politica solo se hai dei grossi numeri. Allora, visto che abbiamo tutte queste associazioni, se forse riusciamo a capire che forse mettendoci tutti assieme, indipendentemente delle cose che ti occupi, perché la strada sicura va bene per tutti, l'incidente può capitare a tutti, perciò se noi iniziamo a unirci e far capire che siamo in tanti, forse queste linee guida verranno ascoltate. Cosa dice il dottor Guidarini? Sono pienamente d'accordo, io ho sempre cercato la collaborazione. Noi come Associazione Motociclisti Incolumi siamo in collaborazione, collaboriamo da tanti anni col Coordinamento Motociclisti Nord-Est, perché appunto poi sono di Venezia, Mauro Favazza, Alessandra Scariolo, sono delle persone che eccezionali, stanno facendo un lavoro per la sicurezza dei motociclisti in sinergia con noi. E oltretutto è una bellezza scambiarsi le esperienze e lavorare insieme, anche perché il lavoro è talmente duro, è come un po' in medicina, se ognuno tenesse le proprie esperienze per sé non risolve mai nessun problema, invece impegnandosi tutti qualche problema si risolve. Io credo che si debba collaborare, noi siamo sempre stati aperti ad ogni tipo di collaborazione con umiltà. L'umiltà è un pregio, secondo me non è un difetto, non vuol dire stare con le orecchie basse, vuol dire recepire e avere spirito di collaborazione. L'obiettivo è un obiettivo eticamente molto bello, che è quello di salvare delle persone, soprattutto insegnando fin dai ragazzi, sono d'accordissimo, fin dalle elementari, gli vanno insegnati alcuni principi, innanzitutto del rispetto della vita propria e degli altri, perché la parola rispetto in Italia è sempre più trascurata, viene sempre più diffuso il concetto di politicamente corretto, che spesso non va di pari passo con rispetto. Il politicamente corretto spesso è tutta burocrazia che ostacola il senso pratico di imparare le cose e di trasmettere delle esperienze che persone hanno acquisito sulla propria pelle in anni e anni di guida di una moto o di una macchina, anche di gare. Invece con la burocrazia e politicamente corretto rimane sempre più difficile trasmettere questi concetti. Però, dottor Guidarini, noi abbiamo parlato di incidenti stradali con morti, ma dobbiamo parlare di incidenti stradali che poi queste persone si ritrovano in sedia a rotelle o traumatizzate al massimo. Forse questo dovrebbe anche far riflettere, perché vuol dire avere una vita in parte rovinata, non sei più tu, devi riprendere la vita in mano, c'è questo supporto, se hai la famiglia, se sei vicino a delle realtà che ti supportano, ma sennò diventano tragedie, perché noi parliamo sempre dei morti, ma quanti traumi, quanti ragazzi, quante persone sono proprio in sedia a rotelle e non riescono più a camminare per questi incidenti, per questi traumi? Perché non ne parla nessuno, dottore? Sono solo i morti. E gli altri? Prego, dottor Guidarini. Guardi, per una legge di pronto soccorso, senza stare a fare il conto dell'1 più 1 meno che non dice niente, una legge di pronto soccorso che per ogni morto ci sono 5 invalidi gravi. Ecco, quindi lei faccia il conto, ci sono 3.000 morti all'anno in Italia per incidenti stradali, faccia il conto, è facile calcolare quanti incidenti gravi ci sono e quante migliaia di ragazzi rimangono sulla sedia a rotelle per delle lesioni della colonna vertebrale che potevano evitarsi. Quindi secondo me potrebbe essere educativo far fare ai ragazzi tante volte del servizio di volontariato anche in unità spinali o ad esempio anche far vedere dei filmati. In Italia purtroppo certe volte per la paura di mandare delle immagini troppo drammatiche si evita invece di far pensare i ragazzi, perché i ragazzi sono svegli, anche quelli giovani hanno un cervello, è una spugna e recepisce perfettamente. Far vedere dei filmati magari dove si illustra quanto una banale disattenzione o il non mettere il paraschiena, o oggi ci sono gli airbag che sono ancora molto più protettivi, può salvare, e soprattutto la prudenza, la cultura, l'educazione, il rispetto appunto anche delle regole, quindi distanza di sicurezza, rispetto della velocità di sicurezza,
possono far godere la moto fino a 100 anni, ma anche la macchina fino a 100 anni, perché questo è l'auspicio migliore che si possa dare a un motociclista. Infatti, associazioni motociclisti... L'altro giorno avevo ospite un responsabile, un rappresentante delle discoteche del Veneto e non solo, il quale ha detto che loro stanno facendo del loro meglio, fanno vedere dei filmati e hanno appeso questa macchina molto accidentata all'esterno delle discoteche, dove le mamme, i genitori di questi ragazzi hanno detto non serve più la macchina fuori della discoteca accidentata, il ragazzo non sa cosa farne, bisogna coinvolgerlo in maniera diversa, forse come ha detto lei, portarlo anche a vedere cosa vuol dire un trauma importante avvenuto con la motocicletta, con la macchina o col monopattino o con la bicicletta, cioè responsabilizzarli di più, intrigarli di più. Io penso che dobbiamo arrivare a questo, perché sono più svegli di quello che pensiamo, ma chi se ne frega della macchina accidentata? Se 20 anni che le facciamo vedere e mi sembra che non abbiamo risolto il problema, non è quello, è l'educazione stradale che deve iniziare da piccoli, che è importante. Ringrazio e saluto Elena Ostanel, consigliere regionale Veneto che vogliamo, che è arrivata con noi, eccola qua. Cosa ne pensa, consigliere, di questa importanza di far diventare protagonisti i giovani? Loro sono stanchi della lezioncina in classe, non si accontentano più, non è quello il problema è l'educazione stradale che manca. Vediamo cosa è successo con i monopattini, sono accorti dopo che forse il monopattino andava un po' più controllato con delle sicurezze diverse, ma dopo, e prima la prevenzione dove l'hai messa? Eppure sapevi che era uno strumento pericoloso. Prego, Stanel. Sì, sono d'accordo. I giovani spesso vengono appunto etichettati, ma anche dalla politica, semplicemente come dei target degli interventi, ma non è così. Hanno una testa, sono pensanti, alle volte pensano addirittura meglio di noi. Quello che dobbiamo fare di più, anche rispetto a quello di cui state parlando in studio, è il fatto che noi ci dobbiamo fidare del fatto che riescano a capire nel momento in cui spieghiamo quali sono ad esempio i pericoli. Vedevo ad esempio i dati, oggi il 20% degli incidenti è data anche dalla distrazione in auto. Pensiamo ad esempio al fatto che la questione dell'uso del telefono la stiamo prendendo in considerazione sempre in un'ottica, diciamo, repressiva, piuttosto che spiegare davvero quanto è pericoloso guardare il telefono e come guardarlo in auto potrebbe invece far succedere un incidente. Allora io penso dobbiamo in generale attuare un approccio diverso nella prevenzione e soprattutto nel rapporto con i giovani. Anche il nuovo codice della strada che è stato approvato, discusso insomma in approvazione al governo, io penso non vada in questa direzione. Noi dobbiamo fidarci di più dei giovani e cercare di spiegare un approccio diverso. Cosa dice ad esempio il nuovo codice della strada se verrà approvato, Stanel? Ma ad esempio toglie potere ai comuni. E io penso che non sia invece una competenza nazionale quella di dire come un comune vuole gestire ad esempio la mobilità nel suo territorio, perché sappiamo che abbiamo delle specificità e sappiamo ad esempio che i comuni del Veneto stanno facendo, alcuni di questi, delle scelte che riguardano anche proprio come le persone si muovono nel proprio contesto. Oppure anche il tema dell'abuso di alcol alla guida. Secondo me anche quello che è stato fatto in Italia su questo non è bastato, perché anche qui bisogna avere un rapporto diverso con i giovani e anche nel rapporto con gli enti di cui lei parlava prima, le discoteche, i locali. Diciamo che l'ottica di dire noi vi puniamo se non è quella che sta portando a dei grandi risultati, mentre l'ottica di dire cerchiamo di fare una campagna di sensibilizzazione che davvero spieghi la gestione del pericolo, ecco, io credo abbia un altro risultato. E nel provvedimento alla discussione del governo invece l'atteggiamento non è quello di fidarsi dei giovani né di fidarsi dei sindaci, e io penso che invece siano i sindaci a dover avere il potere di decidere ad esempio come delimitare eventualmente le zone 30, oppure pensiamo anche all'uso della bicicletta, l'idea di mettere l'obbligo del casco, l'obbligo del giubbottino rifrangente per chi va in bici. È ovvio che è una questione, diciamo, che limiterebbe l'uso della bicicletta, invece io penso si debba investire nella mobilità ciclabile e nelle piste ciclabili sicure. Ecco, l'ottica di dire io ti incasello come bici, come fosse un mezzo al pari di una motocicletta, devi mettere il casco, devi mettere
il giubbottino, ecco, non incentivi la mobilità e non guardi al ciclista come una persona consapevole e senziente che riesce a ragionare quando prende in mano una bicicletta. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto a questo convegno importante all'ippodromo di Treviso Patrizia Pisi, vicepresidente familiari della strada, perciò un'associazione a livello nazionale. Andiamo a sentire. Queste serate ce ne dovrebbero essere tantissime, proprio per portare le nostre testimonianze e il nostro dolore a chi purtroppo non lo capisce. Sono stata molto stupita di quello che ho visto, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Antonio Fiadelli, però io vorrei spezzare una spada verso questo che ha detto lei. Mi permetta di dirle questo: noi perdiamo un figlio. Io ho perso un figlio 16 anni fa per colpa di un ubriaco che in città a Verona, io sono di Verona, facevi 130 km all'ora e mio figlio era su un marciapiede. Era ubriaco, viaggiava a folle velocità e me l'ha falciato. Mio figlio è durato 2 giorni, oggi sono 16 anni del ricordo di mio figlio e sono veramente molto emozionata oggi di parlare con voi. Però vorrei dirle questo: noi familiari che ci troviamo come tantissima gente, perché io stasera vi porto anche i saluti della mia associazione, di centinaia di mamme che come noi vorrebbero giustizia ma non l'hanno avuta. Allora io le spiego una cosa: quando succede un incidente stradale, che tu saluti tuo figlio o tua figlia alle 7 della sera, come è successo a me, le dici vieni a casa presto perché domani devi giocare a calcio, va bene mamma, non preoccuparti. Gli messaggi, io devo averli messaggiato 10 minuti prima di questo incidente e poi arriva una telefonata dove ti dicono che tuo figlio è stato coinvolto in un incidente stradale e devi andare al pronto soccorso. Da lì è successa tutta la mia tragedia, perché da lì non ti trovi più un figlio, ti trovi una tavola che io non apparecchiavo più per 3 persone perché era il mio unico figlio, ma ne apparecchiavo per 2 e quindi ti smarrisci, non capisci più niente. È come se uno tsunami entrasse in casa tua e ti spaccasse tutto, perché non sai se sei una mamma, se sei una moglie e perché tu resti su questa terra e lui a 17 anni se ne va per colpa di una persona che ha guidato in maniera scorretta ed era ubriaco 4 volte e mezzo. Quindi in questo momento, nel momento proprio della follia totale che hai e dello smarrimento, ti appoggi alla giustizia, perché ce l'hanno insegnato da piccoli. Da piccoli, se tu facevi qualcosa a scuola ti davano una punizione, la mamma lo stesso, ma giustamente se una persona uccide sulla strada non vedo che differenza c'è se la uccide volontariamente, perché secondo me una persona che guida in stato di ubriachezza 4 volte e mezzo è volontario di quello che fa. Però adesso abbiamo visto un video che io lo porto nelle scuole, questo video, grazie a Mirella che me l'ha girato mesi fa, e veramente dà i suoi effetti, davvero, è molto impattante per i ragazzi. Allora, dottor Guidarini, vengo da lei, anche se manca pochissimo, poi sentiremo anche Elena Ostanel come consigliere regionale, perché poi voi li vedete questi genitori, questo dolore che non passa più, per certa anche superficialità alla guida, indipendentemente della macchina o della moto, non si rispetta neppure il codice della strada. E cosa si fa allora, dottor Guidarini? Chi è che dovrebbe ascoltare, secondo lei, per mettere in parte fine? No, perché Gigi Pirollo ha detto non finirà mai, io sono convinta, come dire, però migliorarlo sì, perché le armi le abbiamo per migliorarle. Prego, dottor Guidarini. Innanzitutto insistere appunto sull'educazione, io mi sento di aggiungere con un coinvolgimento empatico, cioè fatto da piloti. Lo Stato potrebbe magari invitare tanti piloti, noi abbiamo una miriade di piloti di moto, di auto, anche a fare trasmissioni televisive, a far capire alla gente che sulla strada si può fare danno a se stessi e agli altri. Secondo me quel coinvolgimento empatico, il consiglio dato da un pilota ha 10 volte più successo che dato ad esempio da un medico o anche da un rappresentante delle forze dell'ordine. Io lo vedo
io quando vado a fare le lezioni, se mi vesto da medico col camice, la gente si mette le mani in tasca, tocca oggetti di ferro, ferri di cavallo, non mi ascolta. Se porto la tuta da pilota, vedo che i ragazzi mi ascoltano di più perché sanno che guido una moto a 250 all'ora. Lo stesso lo Stato deve fare certezza delle pene. Cesare Beccaria, italiano, ha insegnato al mondo che le pene devono essere certe e adeguate, quindi la certezza delle pene è fondamentale. Grazie dottor Guidarini, devo correre, deve essere no, non ce la peccato. faccio. Grazie dottor Guidarini, perché voglio sentire anche Elena Ostanel, perché è chiamata in causa come consigliere regionale appunto di Veneti che vogliamo. Ecco, noi vogliamo giustizia e soprattutto la certezza della pena che in questo paese non c'è. Prego Ostanel. L'ha detto lei Mirella, quindi è giusto. In più aggiungo, oltre a quello che ha detto, perché noi non possiamo metterci nei panni della mamma che abbiamo appena sentito, a meno che non ci sia successa una cosa simile. È una tragedia che nessuno può comprendere, quindi la certezza della pena è la prima questione. Ma c'è un'altra questione, la prevenzione, come abbiamo detto, rispetto all'educazione ai ragazzi, ma anche al fatto che noi abbiamo gli strumenti per controllare. Cioè la mamma ha raccontato di una persona che guidava ai 130 con un limite molto più basso e tra l'altro sopra il limite per guida con tasso alcolico di tantissimo. Allora io mi chiedo come sia possibile, ad esempio, che in un nuovo codice della strada il governo limiti la possibilità di inserire ad esempio degli autovelox o ancora faccia capire al guidatore, siccome può essere multato solo una volta all'ora, anche se magari fa 2 o 3 infrazioni perché ci sono su quella strada più velox, il governo dice ti multiamo solo una volta all'ora. Allora è come dire a un guidatore a cui piace guidare oltre i limiti di velocità che può farlo, che non importa se ci sono 2 o 3 velox su quella strada e tu stai andando a 130 all'ora e magari sta passando esattamente quel ragazzo. Allora noi non dobbiamo dare dei messaggi di questo tipo, dobbiamo avere anche degli strumenti che ci permettano di monitorare e prevenire chi invece magari ama guidare ad una velocità che non è consona nelle strade che abbiamo, perché capita anche così. Allora, da un lato l'educazione, come si diceva prima, dall'altro però anche avere degli strumenti e quindi il nuovo codice della strada. Io non sono d'accordo anche per questo con quelle proposte che vengono fatte, perché è come dire al guidatore guarda, non importa se hai anche la possibilità di fare 2 o 3 infrazioni, noi te ne facciamo pagare solo una. Ecco, il messaggio che si dà non è un messaggio corretto, in particolare alla mamma che abbiamo appena sentito e a tutte le persone che hanno i figli più giovani che stanno fuori la sera e aspettano che rientrino con ansia. Ecco, noi non possiamo dare dei messaggi contraddittori di questo tipo. Grazie a Elena Ostanel, consigliere regionale del Veneto che vogliamo. Dottor Guidarini, che appello vuole fare sia come pilota che come medico? Ecco, c'è una consigliere regionale che la sta ascoltando. Un minuto, dottor Guidarini, veloce. Allora, secondo me i controlli si fanno con le pattuglie su strada. Troppi autovelox sono delle macchinette per fare quattrini, solo delle macchinette per fare quattrini, perché non controllano l'alcolemia, prima di tutto. L'autovelox non controlla l'alcolemia, non controlla la distrazione se uno guarda il cellulare. Quindi i controlli si fanno con più pattuglie sulla strada e troppi autovelox sono delle macchinette mangiasoldi per far risanare il bilancio di alcune amministrazioni, ma di tante amministrazioni. Quindi c'è questa discrepanza e c'è anche questo allontanarsi cittadino da quello che dovrebbe essere uno spirito di team, perché se il comune cerca di bacchettarti, poi succede che quello che conosce dove è l'autovelox o anche ci fossero più autovelox, in quel punto va piano e poi va forte. Basta, dottor Guidarini, abbiamo terminato, non ho più tempo. Ringrazio veramente, è stato con noi il dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi, collegato con noi da Siena. Grazie a Elena Ostanel. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso ai sapori dell'orto. Il riso è il nome di circa 19 specie di piante annuali. Il riso è una pianta originaria delle regioni dell'Asia sudorientale e si dice coltivata in modo intensivo da più di 7.000 anni, come dimostrano alcuni reperti databili intorno al 5.000 a.C., ritrovati nella Cina orientale, e ad altri reperti risalenti al 6.000 a.C., ritrovati in una caverna della Thailandia settentrionale.
Ingredienti per 4 persone: 350 g di riso, 100 g di piselli, 2 zucchine, 100 g di champignon, 100 g di burro, una cipolla, 2 pomodori, una carota, una costa di sedano, mezzo litro di brodo, 4 cucchiai di grana grattugiato. Pulite, lavate e tagliate le verdure. Sedano, carota e zucchine a dadini, i pomodori grossolanamente, i funghi a lamelle e la cipolla a fette sottili. Fate soffriggere in una casseruola per pochi minuti a fuoco lento cipolla, carota e sedano con 50 g di burro. Versate il riso, mescolando bene perché non si attacchi alla pentola. Fate insaporire e aggiungete piselli, pomodori, zucchine e funghi. Unite il brodo man mano che asciuga, cuocendo per circa 20 minuti a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo salate e pepate. Quando il riso è cotto, toglietelo dal fuoco. Mantecatelo con il burro rimasto e con il grana, versatelo in una terrina che avrete precedentemente scaldato in forno a 50 gradi e servite. Buon appetito!